YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Caldara. Allora, siamo in diretta, eccoci qua. Noi stavamo già parlando del più e del meno. Buon pomeriggio a tutti. Lecco Pro Vercelli, tra poco ci colleghiamo con lo stadio Riga Monticelli dove c'è il nostro Albino Alborghetti a farmi compagnia. Qui in studio invece ci sono Stefano Menegatti. Ciao Ste. Ciao, ciao, ciao. Bentornato, e Rinaldo Maglia. Ciao Aldo. Buon pomeriggio. Salutiamo anche Fausto Riva in regia che come al solito ci coordina. Tra poco andiamo da Albino, vi do le formazioni subito al volo perché grande emergenza infortuni nel Lecco, lo sapevamo però. Davvero oggi formazione molto molto particolare, con Furlan in porta, Rizzo, Marrone e Lovisa in difesa. È inedita questa difesa, Lovisa o Lovisa, non so come, ogni tanto qualcuno Lovisa, non so, scegli. Tu cosa vuoi dire? Visa Master. Zanellato, Metlica e Bonaite a centrocampo, Pellegrino e Furrer che evidentemente si andrà ad adattare da esterno, e Duca che dovrebbe agire in appoggio alla punta di oggi, che non è Sipos che va in panchina anche oggi ed è Parker. Per quanto riguarda la Pro Vercelli, Livieri, Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso, El Bouchatui, Burruano e Iotti a centrocampo, Akpak Pro con Comi e So in attacco particolarmente pericoloso. Intanto Stefano mi fa vedere subito i risultati di questa giornata, non so se c'è già Albino, li vediamo magari dopo. Sì, c'è forse Albino, adesso li vediamo. Sì, perché hanno giocato già 5 partite, sì, oggi tutte le 14:30 tranne Vicenza Dolomitica alle 17. Esatto, c'è l'occasione di rimontare subito il Brescia, esatto, per il Lecco. Albino, mi senti? Sì, buongiorno Stefano. Sì, ciao Albino. Bene. Tutto bene? Sì, lì allo stadio che atmosfera c'è? Direi la solita, per non usare se voglio essere banale, sì, ci sono i soliti spettatori, la curva praticamente quasi piena, non completamente, e poi c'è un numero abbastanza adeguato anche in tribuna e un po' meno ai distinti. Saremo sui 2003-2004 anche oggi facilmente. Sì, direi sì, alla fine sì, perché poi ripeto, qui non riesci mai a fare questo conto fin quando fischia l'arbitro, perché da tutti all'ultimo minuto. Poi arrivano dopo. Senti Albino, una partita oggi particolare perché il Lecco è in grande emergenza vedendo la formazione e comunque le scelte a cui è stato costretto Valente. Sì, bisogna chiarire subito che anche quando si parla di Sipos in panchina, Sipos non è posto, problemi all'adduttore. Sì. Quindi, aveva già rifiutato, diciamo, aveva consigliato di non giocare domenica scorsa, no? Quindi... Sì, certo, tenendo a riposo. C'è da domandarsi se questo campo qui dell'Ecco ormai è da rottamare interessi al comune, perché voglio dire lo stadio è suo, no? Se vuol mettere qui a servizio della prima squadra sportiva, della prima manifestazione sportiva che c'è a Lecco tutte 2 volte al mese, se vuole mettere a disposizione un campo decente, perché sennò veramente mi sembrano rimasti un po' al 1943, prima della fine della guerra. E se abbiamo detto che insomma questo campo ormai è arrivato a fine vita, no? Quindi... Sì, ma guarda che poi già giocare sul sintetico nuovo hai qualche problema. Se giochi su un sintetico così conciato è chiaro che qualcuno patisce di fatti un po' lo dimostra. Infatti in settimana ci sono state tante lesioni, tante piccole lesioni, no? Sì, lesioni che però sono determinate da fondo, Sì. È questo. È una difesa inedita oggi perché dovrebbero giocare, almeno per come l'abbiamo ricostruita noi, Rizzo, Marrone e Lovisa dietro, quindi un po' da sperimentare. Sì, però sai, poi dopo vale sempre il detto, gioca chi c'è, perché chi non c'è non gioca. E quindi noi con questi dobbiamo giocare, perché dobbiamo andare a fare la guerra con questi oggi, Albino. Sì, certo. Conta molto l'aspetto, secondo me, in queste gare, in questo tipo di gara, dell'aspetto psicologico, tenendo conto che la Pro Vercelli è una società che mal sopporto personalmente, proprio perché all'epoca in cui giocava ancora con noi Caponi, eravamo andati a giocare a Vercelli e avevamo anche vinto, sì, no? Avevamo avuto un trattamento quasi arrogante da parte proprio sia della dentro stampa che dei componenti penso della società o alcuni dirigenti della società, quando siamo entrati in sala stampa. Memorie negative che insomma pesano ancora oggi.
Sì, lo pensano perché quando le società sono così poco sportive poi meritano veramente di essere suonate sul campo in maniera sportiva. E speriamo davvero di poterli suonare oggi, Albino, perché ne abbiamo bisogno, anche perché visti i risultati c'è la possibilità che psicologicamente sarebbe molto importante di superare ancora il Brescia. Quindi... Sì, però sai, quello è da mettere in conto, ma non è da guardare, perché sennò poi magari ti condizioni anche il modo di giocare, no? Certo. E invece giochiamola con la mente il più possibile libera e concentrata sulla gara, perché non è una gara facile. La Provercelli è una buona squadra. Sì, una buona squadra soprattutto davanti, quindi bisogna stare un po' attenti. Stanno entrando intanto le squadre in campo. Albino, sono già schierate qua. Noi sì, siamo qualche secondo indietro con le immagini. Sì. Ci sentiamo alla fine del primo tempo, allora dai, speriamo di commentare un buon primo tempo da parte del Lecco. Assolutamente, buona partita a tutti. Anche a te lì allo stadio, a dopo. Grazie. Aldo, un Lecco che nelle ultime partite non ci ha soddisfatto. Oggi, al di là di, è chiaro, è una grande emergenza, formazione un po' improvvisata, forse non è l'occasione giusta, però ci aspettiamo quantomeno una reazione di orgoglio. Assolutamente sì, siamo in una fase delicata, nel senso che abbiamo qualche infortunio in recupero, ma qualche infortunio, e in più sono arrivati nuovi che devono ancora entrare a pieno regime nella squadra, e quindi abbiamo assistito perlomeno nelle ultime 2 partite, la precedente e questa, a una formazione un po' inedita, e questo ci porta a avere più difficoltà a riuscire a imporre il nostro gioco e anche a battere le squadre avversarie. Quindi oggi dovrà essere una partita molto attenta, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo, perché loro dietro non sono una squadra, diciamo, invalicabile, e stare attenti al loro attacco, come hai detto prima tu, perché hanno un attacco che comunque può metterti in difficoltà. Quindi mi aspetto una partita di questo tipo, vediamo un po' come va. La formazione è bella rimarginata, anche se ci sono un sacco di titolari in panchina che probabilmente non hanno ancora recuperato del tutto. Intanto mi stai facendo vedere qualcosa? No? Sì, come dicevi tu, Alivieri era passato a Lecco nel 19-20. Credo noi qualche anno fa, me lo ricordo, forse non aveva giocato moltissimo, faceva la riserva di 19-20 Pissardo, credo. 19-20, adesso così a memoria. Pissardo. La nostra memoria è notoriamente fallibilissima. Noi siamo rimasti nel 99. No, ti volevo dire, oggi, intanto ti chiedo se secondo te il fondo, come diceva Albino, che vediamo anche oggi in pessime condizioni, può essere una delle cause che porta a questo numero così elevato di infortuni. Tendenzialmente ho sempre visto queste situazioni. La Norma intanto è piena anche oggi. E sicuramente il campo non aiuta, poi sappiamo che negli anni passati c'era sempre la questione tra l'allenarsi su certi tipi di sintetici prima di giocarci o sull'erba prima di giocarci, quindi ovviamente quando, diciamo, a livello di professionismo, vabbè, siamo in Serie C, però parliamo di professionismo e guardi anche il dettaglio, e se un dettaglio enorme come il campo non è in perfette condizioni, ovviamente mette in crisi. Ma l'abbiamo visto nelle ultime partite, già la scelta dei tacchetti è diventato un terno all'otto. Il campo sicuramente, poi lo sappiamo, è a fine vita, ma si vede, è praticamente una scacchiera piena di solchi, cioè non lo so, non me ne intendo, però già la bruttezza del campo, diciamo, non gioca a suo favore, cercando di intuire la qualità. Poi certo, magari Matteo, che di solito è attento, è sul campo, e poi ha avuto anche lui, diciamo, più volte visite nei luoghi di allenamento e tutto, potrebbe dircelo anche meglio, sicuramente secondo me, ma anche credo questioni passate di Serie A. Io ricordo una Juventus che aveva tanti infortuni per il campo d'allenamento e viceversa, mentre squadre come ad esempio, non so, il Milan, che invece si allena sempre su dei campi ben tenuti, è raro che gli infortuni siano dovuti a quello, sì, quindi diciamo più magari traumatici. Sì, perché sì, ma allora, l'infortunio traumatico, sai, capita, può capitare a uno scontro, un incidente di gioco, ma quando usuri magari perché bilanci nella tua corsa con muscoli oppure sforzi improvvisamente un muscolo diverso perché ti devi adattare, a questi livelli è un attimo che ti fai male. Quindi, e vedendo anche appunto che col procedere del tempo e delle stagioni stanno sempre peggiorando la situazione, diciamo che convergono un po' le due tesi, no? E niente, adesso vedremo un po' se
diciamo, i giocatori anche in panchina magari potranno essere pronti, non so, a fare qualche ispezione, perché praticamente fuori abbiamo la nostra difesa titolare e la prima riserva. Attenzione perché vanno forti loro a sinistra, c'è stata l'azione di So. Sì, è uscito bene Marrone, vediamo se recupererà la Sì. rimessa al fondo. Sì, Bravo Rizzo però. Rizzo. Rizzo Che dovrà agire da braccetto di sinistra, di destra con Lovisa, o Lovisa che dir si voglia, a sinistra, è una difesa Sì, che diciamo, perché inedita. noi abbiamo ma- fuori Battistini, Tanco e Ferrini che sono la difesa titolare. Romani che è stato praticamente il quarto titolare del girone d'andata, Critta che a volte è andato anche lui a dare manforte da dietro, Esatto, e per Critta. fortuna che, a dispetto di molti commentatori, me compreso, Marrone sta tirando fuori una grande stagione. Sì, sì. Da quando è stato chiamato in causa, capitano anche, quindi un grande senso di responsabilità, sta un po' guidando i compagni. Attacca la Pro Vercelli a sinistra, guadagna una rimessa laterale, manca anche Voltan, Basili, Ndonghe. Io ho segnato Battistini, Tanco, Romani, Critta, Mallamo, Voltan, Basili e Ndonghe. 8 assenze. Beh, Tanto stavo guardando che quasi Pellegrino tutti i titolari. viene qui a tranne sinistra. Pellegrino viene a sinistra? Sì, ho visto il Pellegrino che sta venendo qui verso il Vediamo. centro-sinistra, quindi vorrei capire. Non abbiamo ancora avuto una visione. No, d'insieme. Perché A meno vorrei che non ca- abbia tanti magari particolari, ma- invertito i piedi, i due esterni di piede. No, Non so. c'è Duca, Però- vedi. Perché c'è Duca, Pellegrino, vedi qui che fa la Vedi, mezza. Duca parte sempre molto largo a sinistra. Non so E se qui che fa la mezza mezza, o- Metlica, sembra quasi Bonaiti che stia a fare l'esterno destro. Bisogna invertire, gioca Furrer dietro. Sì, beh. Furrer Sì, gioca Furrer, trequartista. esatto, no, che è anche meglio perché io pensavo potesse metterlo a sinistra come No, aveva c'è già Duca fatto. qui esterno sinistro, Quindi Duca a sì. sinistra. Pellegrino mezzala a sinistra e Esatto. a destra c'è Bonaiti, da quello che vedo. Proprio perché- esterno di Sì, destra. la Anzi, cosa- Metlica addirittura. la No, cosa- Metlica la- sta riprendendo. La cosa particolare è Pellegrino, adesso bisogna controllare bene. Però vedi, allora, No, è Furrer là sulla 3-4-3, perché c'è Furrer e Pellegrino sono i due dietro a Parker. Duca è qui, poi ci Duca sono è Zanellato, a sinistra. Metlica e Bonaiti a Bonaiti è destra. un po' più largo a destra, sì. Un po' scelte anche sempre riesce sempre un po' a sorprendere. Sì, diciamo che Valente negli ultimi tempi sì. sembra essere andato un po' troppo in confusione, cioè non in confusione, però Attenzione intanto a Parker. Parker in area dalla destra, il cross dentro, Pellegrino cicca. Duca, mamma mia. La Bella ciccata azione. nell'area piccola, era solo da appoggiare in rete e invece incespicato nel pallone. Bel pallone Praticamente lavorato da Parker. Paragola clamorosa perché a due sì. passi dalla porta. Sì, Vediamo. Incespica un po' sul pallone. Bonaiti che fa. Mamma sì, mia. ha calciato una zolla. Ha dentro. calciato questo- la zolla invece del pallone. Questo è la gol. Sì. Che miseria. E stavamo dicendo, non mi ricordo più di qualcosa di centrocampo, però diciamo sì, no, di Valente che ultimamente, stante le assenze, ma ha un po' anche mixato un po' troppo, diciamo, a volte i ruoli. Intanto qui è fallo netto su Furlan di che Ma giallo. so che va pure No, a, no, solo a toccare Furlan e qui c'è il giallo almeno. L'enigmista. Sì. No, Akpakpro. Akpak Pro. Ma gli ha dato il giallo o no? Non l'ho visto. Penso No. di sì, Dice cioè di no, dovrebbe Fausto. darglielo Vediamo. perché allora, qui spinge, Tanto si scontrano. sì, e poi calcia il pallone quando c'è tra le mani di va- Furlan va a Uso discuterci. duro. Poi prenderà un colpo da Lovisa. Sì, da Lovisa, Furlan. infatti, Furlan. Però bravo Furlan a non buttarsi sul tocco di Lovisa come si fa spesso in Serie A. Sì. perché, però Però Akpakpro, cioè, non è proprio tanto tranquillo. sfattone Furlan. Cioè, infatti c'è So che lo sta calmando. Sì. È ancora. Ma Akpakpro è l'ex Lazio? O Sai è che fra- no, secondo me è un fratello. parente? Prova a guardare. Perché Perché mi chiesto sembra- anch'io, penso ma sia non ho ancora in Serie A. fatto in tempo a controllare. Ma anche Era cosa, l'andata, anche Torre di non mi Torino? ricordo ovviamente. Jean Daniel, lui? No, lui è Jean Gui. E quindi Sì, è del stato 92. fratello, perché- Però è del 92. Sai che No, potrebbe Jean essere. Daniel è del 92. È lui allora, mi sa. Jean Daniel Dave Lewis Akpakpro. C'è un Gui anche? No. Vediamo, fratelli e Beh, sorelle del Jean-Louis. 92 è difficile che abbia un fratello dello stesso anno. Però. Perché c'è anche un fratello che è Uno di Jean-Louis. gennaio, uno di dicembre, no? Fausto. Cioè, però. Vediamo. Tanto il gioco è Esatto. fermo perché Furlan è fermo. Allora, già da Akpakpro al Verona. E allora Jean è Daniel il fratellino. è del Un 92. cugino, non so. Di che Vediamo, anno è? No, allora, vediamo. non sono parenti allora. Da casa, voi che siete esperti di parentame vari dei giocatori, è parente dell'HPAC Pro, Jean-Gui, ex l'attaccante Lazio, della Provercelli, conferma il legame strettissimo fra la famiglia Akpakpro e il... Vediamo.
Siamo fatti lui così. dice siamo tanti. Tanto Furlan ancora non è in grado di riprendere, al colpo a una mano, gli stanno medicando una mano col ghiaccio istantaneo. Non benissimo una mano però. Parlavamo prima di infortuni traumatici, questo sarebbe un infortunio di ma io voglio rivederlo perché secondo me si fa male andando contro Lovisa alla mano. Sì, non mi sembra che abbia fatto niente di che. No, con lui si sono andati un po' testa contro testa, no? Sì. Un po' a sfidarlo dopo lo Bisogna scontro. guardare il dettaglio della mano, per me si fa male quando... La mano sinistra. Per curiosità sto Vedi la guardando relazione. Jean-Louis Akpakpro, che è un giocatore del Tolosa. Fratelli e È un sorelle, cugino di ha terzo 3 grado. fratelli, 3 fratelli e sorelle, e nessuno dei quali è uno di quelli che gioca in Italia. E sono famiglie numerose. Ho visto prima un dettaglio del terreno, sembra proprio che il manto sintetico sia appoggiato sopra una specie di rete a quadri, no? E praticamente la rete a quadri sta emergendo. Cioè, Sotto sì, dovrebbe... Sì, perché Sembra una sul prato maglia. si è consumato. Scusa Rinaldo, ma naturale, sembra una maglia. No, ma nel senso che il prato, cioè il manto si è consumato, il manto sintetico si è consumato e la rete Sì. sotto è per questo, è emerge. per questo che lui l'ha riconosciuto. Sì, Esatto. ti è familiare. No, ma sotto dovrebbe No, esserci, ma- Fausto, l'erba naturale che però dovrebbe essere già E non ce la vedi No, come, vabbè, ma- come secca. fa. Ha ragione Rinaldo, sembra come quando dal calcestruzzo cade Esatto, il cemento bravo. e emerge la rete. La Bravo. rete, sì, E sembra anche soletta, Dà quell'impressione lì. un astrattismo a vederlo da vicino. Nel senso. Basta che non cadano dentro qualche maglia un della dipinto rete. di Fontana, quelli tutti tagliati. Niente, Furlan, 3 minuti, Furlan è fermo ancora. Comunque sì, è fratello dell'Akpakpro dell'Hellas e ha altri 2 fratelli calciatori. Più altri che non sono. Di si più sa ai dove cugini, sia. perché lui stesso dice non avete visto i cugini. Quindi vabbè, morale della favola, Furlan si è ripreso, finalmente è stato fermo il gioco quanto? 2 minuti? No, di più, insomma, è anche Più. un 3 minuti. Basta. Ricordiamo al quarto la grande azione dell'Ecco di Parker dalla destra, palla in mezzo al limite dell'area piccola, Duca si mangia il gol perché calcia una zolla invece di tirare in porta. Fausto? No, sull'episodio mi sembrava Duca. quasi che a Duca cedesse il piede di appoggio, cioè il sì. sinistro. Sì, che comunque non ha scivolasse avuto, diciamo, sul campo e non è riuscito a fare lo Beh, scavalco. il campo è in condizioni pietose, anche a guardare noi da qui, dagli schermi dello studio. Comunque cosa? registriamo una buona occasione, dai. Dovevamo metterci una pista di pattinaggio sul ghiaccio, almeno con fare- i soldi di Cortina ce lo sistemavano, no? Ecco, sì, magari riuscire a tirarlo dentro nei discorsi Infatti, Cortina. qualche potevamo motivo. fare Con i qualcosa. soldi di dentro. Milano Cortina probabilmente ci Curling, facevamo potevamo fare curling. no, ci facevano Potevamo ospitare la fiaccola un giorno nel campo, così diventava un elemento Esatto. per metterlo a E posto. oddio, non so di se l'avrebbero prendere dei rovinato. soldi magari. Può Avrebbero rovinato forse Sì, di più. Ragazzi, però nel 2000, quando siamo andati in Serie B, la Regione Lombardia aveva stanziato dei soldi per gli impianti sportivi che sono finiti nelle rotonde. Non vorrei dire questo, però mi sa che anche qualcosa di Cortina Beh, come la magari palla è andava a rotonda, è finire. tutto rotondo. Tutto nelle rotonde. Nelle rotonde nel senso che li hanno arrotolati e No, se li sono ancora lì, intascati. sono in mezzo alla... Se noi andiamo a recuperarli, li Sì, troviamo. come la rotonda quella Dai, di Caleotta dai, che era dai, venuto dai, su. Attacca l'Ecco con Furrer. È Parker stesso che di tacco intercetta, poi la palla ballonzola. È una partita confusionaria, diciamo. Che Bene, ancora non ha ci si è preso, capito molto. non ha ancora preso molto ritmo perché E diciamo delle scelte di Mister Valente che continua a mettere un po' sempre un giocatore un po' fuori ruolo, no? Quindi un po' sta insistendo su questa cosa. sì, più che altro non capisco Ne ha perché veramente tanti fuori. Noi l'avevamo ricostruita nella maniera più ovvia, Logica, per come sono sì. logica i giocatori oggi. sì, no, poi per carità, da quello che ho capito lui vede Pellegrini. Attenzione, qui Duca si propone però non riesce a tenere Calcio palla in d'angolo? campo. No. No. Perché tra l'altro Olivieri era uscito fino a quasi al limite dell'area, quindi poteva essere una fase confusa per loro. Intanto, No, diciamo Pellegrino lo sta vedendo sempre più trequartista, è sì, partito mezzala. terzino destro, è diventato quasi mezza punta adesso, non so. E tra l'altro, metà marzo sarà centravanti titolare. no, io, Davanti cioè, adesso. oltre- Quindi piuttosto mette un Bonaiti a destra, ma Pellegrino lo tiene Tu bene. che lo vedresti bene panchinaro no, sinistro. se lo porta sempre più avanti, anche fuori lì nel tunnel, no, vabbè, In realtà le ultime partite non le ha fatte malissimo Pellegrino, questo va detto. sì, però diciamo, Ma lui forse nasce addirittura, parlavo con Benedetta un giorno, lui probabilmente nasce come mezzala, quindi
Non so poi con quante doti offensive, perché poi No, per non è esempio a arrivato me a Duca che tirare. ancora non si è ben capito che ruolo abbia a me, però a livello di giocatore di calcio non mi è dispiaciuto Beh, fino anche adesso. perché ha una struttura fisica importante. E Quindi già anche lì- 2 piedi decenti, però non capisco bene il ruolo, quindi per il momento. Oggi infatti dov'è? Passiamo da dovrebbe essere esterno sinistro oggi, Sì. di centrocampo. Sì, guardalo lì. È qua Sì, adesso. guarda, larghissimo, sì. Sì, gioca. Con Infatti Pellegrino avevo avuto poco un avanti a dubbio lui. io, perché il dubbio lo avevo che Pellegrino potesse fare comunque una mezzala offensiva o addirittura trequartista, secondo Valente, però non lo so. Intanto siamo in costante proiezione offensiva al 12°, si gioca solo nella metà campo della Pro Vercelli. Perché poi anche Bonaiti, per esempio, parte mediano, è diventato trequartista e adesso fa il terzino. Sì, l'esterno. Cioè, No, per carità, magari uno dice faccio il calcio totale, cioè non per so, carità. però Bonaiti a vedere così, ragazzi. Zanellato, gran giocata per Pellegrino che punta l'area dalla sinistra, si accentra la conclusione, facile. La per conclusione è Rinieri. una telefonata, però Però il tutto. Bella l'azione di Zanellato, in mezzo a due è riuscito con una quasi no look a servire Pellegrino. è un altro che deve, ragazzi, Zanellato tornare sui suoi livelli di prima, perché nelle ultime settimane un pochino è mancato. Intanto Fausto ci fa segno, vediamo qui se sfuma sì l'occasione per la Pro Vercelli, allora andiamo in pausa. Rimessa laterale intanto per la Pro Vercelli in fase offensiva. Duca in copertura sul numero 10 che è Cioè tu dici giustamente Duca a piedi Anzi, nobili, 18. quindi sì, potrebbe dietare anche Arciduca. a sangue blu, celeste. Arciduca. Sì. Allora, vediamo i nostri amici da casa. Roberto, buona partita L'avevi visto bene in coppia con Conte, con Conte. il Duca Conte. Conte che ha detto giustamente quest'anno non ci stiamo lamentando. Io dico, da giornalista avrei fatto fatica. Se mi avesse detto lo stesso intervista A non ridere. se lo stessi intervistando e lui mi dicesse quest'anno non ci stiamo lamentando, io farei fatica a non ridere. Ragazzi, L'avrei se fatta ci apposta. fosse bisogno di, se ci fosse siccità tra Conte, Mazzarri, Il buon Mazzarri che fine ha fatto? Non allena in questo. Bello il lancio su Parker. che la mette giù bene, difende l'attacco di Ce due ne uomini, sono. guadagna la rimessa laterale. Lenti a salire però, ragazzi, tutti gli Va altri. bene, con la sua mutandone ascellare Parker Sì, ha giocato fantozzi. bene. L'unico tra l'altro, cioè sono proprio diversi i suoi pantaloni. Roberto, salutiamo, buona partita a tutti i tifosi blucelesti. Oggi abbiamo la possibilità di tornare secondi, partita ostica per vari motivi, perciò attenzione alla Pro, speriamo che noi riescano a dare il contributo. Giannino, ciao da Roma. Cribbio, qui iniziamo a pranzare verso le 14. E beh, a Roma avete altre tempistiche. Se proprio va bene arriviamo al Braulio corretto Sambuca ben dopo le 15. Seguire contemporaneamente la partita su YouTube è un po' problematico, ma tu ci segui lo stesso, caro Giannino, perché ci vuoi bene. Ugualmente un godimento, infatti scrive anche perché sono stracerto che oggi arriverà la vittoria. Intanto andiamo sulla destra, Bello. Cerca di andare Bonaiti, incespica un po' sul pallone, poi riesce a mettere il cross al centro, Parker dietro, per Zanellato un po' troppo arretrato ancora il tacco Wow. per cos'è? Rizzo, Chi è? Rizzo ha tirato che ciabatta, poi Marrone tiene una viva l'azione. provola ha tirato. No, avevamo anche Rizzo. giocato bene il pallone Sì. là sulla destra. Siamo arrivati bene, ma spinge però il Lecco, a Pro Vercelli per adesso. Sai che ti sto dicendo che al momento è una delle migliori partite dell'Ecco del 2026. Sì, quindi bravo Valente per adesso. Führer prova a pressare, non riesce, ma guadagna la rimessa Valente si laterale. diverte secomo me, perché siccome noi abbiamo scoperto che Valente ci segue tutte le nostre trasmissioni, no? Ma con l'auricolare lì in panchina? ai nostri giornalisti, ai colleghi. E quindi, cioè anche quando lo critichiamo, lui è contento. Secondo me che lo critichiamo, se la cioè. riderà la grossa delle cagate che spariamo. E quindi lui Bella la giocata di Parker attenzione. per Duca. Anche lui, buona la giocata palla dentro, poi c'è una deviazione Poi e cosa poi è c'è un successo? fallo. Vediamo. È successo di tutto. Palla sul Rimessa- fondo. Messo a fondo. È arrivato come un missile Bonaiti. a travolgere. Ma prima è Niveri, sembrato però- forse un tocco di braccio. No, di col ginocchio. Poi sì, poi arriva a fa fallo forse anche su Livio. C'era lì il portiere già Boh, non lo so. Lo Però travolgi, sono scontrati. non lo so. Parker dice qualcosa. Ciao anche a Samuele e a Fausto Consonni. Dai Bagai, freccia a sinistra, sorpassiamo la Feralpi Salò.
C'è sempre un certo godimento nei nostri amici a casa a chiamarla Ferrari Salò. I risultati, Beh, come dicevi da tu, quando c'ha fatto quella mezza fognata Mezza fusione, nell'estate della Serie B, insomma. C'è il vantaggio. Ah, È ancora, diciamo che è un bel pezzo di una storia retrocessione. Ma veramente ci siamo giocati l'FVS qua? tanto no. mentre c'è l'FVS per questa cavolata, Vantaggio dell'Albino Leffe con No, ma la sulla secondo me è sulla Sampdoria mano, sul colpo di mano lo ha non so. chiesto. colpo di Non mano, riesco a colpo di capire la- Milano. e dell'Inter Under 23 a Trieste. A Trieste. Allora, perché le partite intanto che vanno a rivedere, ma No. guarda che c'è Fallaccio su Livieri di Ma guarda che Bonai. c'è il portiere che No, guarda che qui nell'area ragazzi- piccola non... Ma l'abbiamo quasi chiesto mai- noi? Sì, noi. Ma cos'è? Fallo. Questo, C'era già il che, portiere, che lo no? vede gli dà il giallo a Bonaiti, secondo me, meglio che non Ma lo non veda. hai detto per il tocco di braccio prima? Ma non credo. Non dicono C'è niente? un no, Non lo so. No, anche sta roba che non dicono mai perché si guarda. tanto c'è il cooling break. Cioè, in area piccola il portiere se appena al minimo vantaggio è farlo sul portiere. Sì, quello lì è fallo tutta la vita sul portiere. Gli arriva Ma non anche potrebbe gli essere che tira il anche una mezza giocatore scarpata. è il giocatore della Provercelli che spinge Bonaiti? Gli arriva. È una spinta, dici. Guarda la maglia di Bonaiti. Vediamo. L'hai vista? Sì, una mezza spinta con la braccia C'è la maglia di sinistro. Bonaiti che guarda la maglia. Sì. Lo tira e poi gli dà una ginocchiata e Bonaiti No, anche vola perché sul Bonaiti si portiere. vola Allora- sul portiere in maniera scordinata. Infatti, Parker ha farlo fatto del portiere segno del no, la spinta, magari la spinta. Magari Ma non dà niente perché non c'è No, niente. no, magari. Intanto troppo riepilogo i difficile. risultati. Cittadella ha vinto 2-1 al Lumezzane, 0-0 tra Novara e Brescia, Alcione Milano 1-0 sull'Arzignano, Pergolettese Trento 1-2, Virtus Verona, Gian Erminio 0-1. Si stanno giocando Albino Leffe Pro Patria, come mi ha detto Fausto, vantaggio dell'Albino Leffe. Piega giusto? tanto tempo l'arbitro. Ma perché è difficile. Non Ospitaletto 0-0 con il Renate e Inter in vantaggio 1-0 a Trieste. Stasera alle 17:30 in tardo pomeriggio Vicenza Dolomiti Bellunesi. Che non mi sembra una cima da scalare per la capolista Vicenza. Anche se ma i sono Dolomiti. tante tutte le Dolomiti, magari sai. Non è un Dolomite. E i Dolomiti che in questo momento sono Ma proprio guarda, fuori dalla zona Totto playoff. scommesse a marzo ha vinto il campionato la del Vicenza. Vicenza. Così, sì, anche prima. Ah, inizio marzo ha vinto il Cos'è? campionato. 15 punti? Quanti gliene In questo mancano? momento ne ha 15 sul Brescia e deve giocare una partita. Ah, questo non mi sembra fuori di mano. Qui bisogna capire, vedi, la maglia tirata, Sì, però la stanno guardando già da un paio di minuti. perché Bonaiti qua vola. Tra Vedi? l'altro, È in volo. Sì, il volo va Quindi contro le vie. può essere stato spinto magari. E infatti Sì, l'unica l'unica cosa che cosa- posso pensare è perché dopo Parker fa segno come di una ginocchiata ed è l'unica Lo sta cosa. guardando da tanto, se vede il contatto... Ma secondo me non- Io non darei niente. è in troppo questo caso. difficile, non è chiaro. Poi, tanto c'è- Potrebbe esserci, non dico di no, però dalle immagini non riesce a capirlo chiaramente. Tra l'altro Michele Santoni, scusate. No, non è lui, ho già Non è guardato. lui, già guardato. Michele Santoni che era venuto a record dell'85. Un po' più Questo l'allenatore, lui è sì, stato un ex dell'80. allenatore di dura parecchio della primavera della Lazio fatto, Dura veramente e poi è tanto. stato lui olandese. All'estero. Ha Almer fatto Dordrecht molto in Cristina. Olanda. Poi. Però no, dopo ho guardato anch'io, era dell'85 Michele Santoni questo nostro. dell'80, È sempre quindi. Michele Santoni. Esatto, sì, perché avevo il dubbio. Si lamenta un giocatore della Provercelli. Sì, ma guarda Iotti. il campo. Madonna mia, ragazzi. Cioè sembra un Campo- pascolo. Sembra il pascolo. Ma magari c'è stata la transumanza prima. Passano anche da Riga Monticepi quando vanno su. Non mi stupirebbe. Ecco, arrivate. Attenzione. Niente, cioè, 3 minuti tu per 3 minuti per Cioè, praticamente niente, non c'era niente. Giochiamo un 10 minuti in più sto Sì, bravo, perché stavo pensando anch'io, 3 minuti prima, 3 minuti adesso. Bah. Beh, da queste immagini sicuramente. Giancarlo, ciao, già la carta? Eh sì, ci siamo giocati già una carta Pokémon per una sciocchezza colossale, direi, perché non c'era niente. Ma sai cos'è? Era difficile da vedere. Io sinceramente inizierei a pensare anche di giocarmi la carta quando sai che c'è qualche immagine chiara, perché così anche ci fosse il fallo. Giancarlo, hanno chiesto parere alla giunta comunale, dici per guardare questa cosa qua o per il campo? Se non è eclatante che non vedi proprio il tocco che è l'immagine, non la dai mai nulla. 20 minuti di poco, anche se bravo ecco, Parker. ci riproviamo sulla destra, vai. Riesce a fare correre Führer sulla destra, Führer entra in area, svernicia il difensore, però arriva al secondo. E poi commette fallo. Che gli si mette davanti e sfondamento di Führer. Peccato perché il primo lo aveva lasciato sul posto. Un Führer insolitamente partente dalla destra invece che da sinistra. Vabbè, Führer. Sta un po' gente... Il Führer, se non parte da destra. Sì. Beh, però di solito era a sinistra. No, però effettivamente partiva da sinistra e dopo è andato a destra il Führer.
Ma infatti anche Furrer nostro ha fatto così. Ma tanto di solito guardate, giocato i pantaloni di sì, Parker non so, sono sono una cosa inguardabile. Cioè, è bruttissimo. eh, Però per come sta o lui giocando... ha le gambe particolarmente lunghe, non so. No, per come sta giocando però che si ritenga, perché secondo me, a me sta piacendo. Sì, ma perché fa un lavoro un po' diverso da Sipos. Lui Più ha da più boa. questo lavoro da boa, no? Rispetto molto a più Sipos, boa. sì. Sia magari un po' meno rispetto al Sipos. no? Sipos lega molto più il gioco anche col anzi, ti dico la verità, che perché quasi viene molto quasi indietro a fare- insieme non li vedo poi così male. Hackpack Pro ancora Con con Lovisa. Lovisa stavolta. Prima era con Lovisa? No, con... Era con Furlan e Lovisa. C'era Lovisa che aveva fatto da copertura. Bello nervosetto però, quindi da tenere d'occhio, perché se continua così... Tanto intercettiamo con Marrone che appoggia Lovisa, che poi va lungo su Parker, che non c'è prende fallo. nessun fallo, quindi torna in avanti a Povercelli con Hackpack che crossa Furlan, si è ripreso pienamente, fa solo la sfera in Direi che presa alta non ha più problemi Furlan alla mano. e dà subito un buon pallone in avanti a Furler, che però deve rallentare, si appoggia a Bonite e a Metlik, anzi, perché va da Marrone. Credo che sia la prima partita dopo il numero... Oh, attenzione Rizzo, brutta palla stupidata, persa. perde palla, arriva la sfera Comi, la conclusione Furlan si allunga, non complicatissima, ma però si è dovuto impegnare Furlan. Sì, Rizzo, queste cose da centrale di difesa poi assolutamente non deve farle. E Furlan si allunga, non banale la parata, ma non uno dei suoi miracoli, ecco. Però sì, si è dovuto distendere. Sì, si è disteso bene, bella parata ma non un miracolo, ecco. La conclusione di Comira parabile. Intanto sanziona il contrasto di su Bonaiti. Sottolineiamo che stiamo giocando contro una squadra che ha al suo attivo 7 scudetti Beh, sì, certo. negli anni ante sì. 1930, però L'ultimo prima della seconda guerra mondiale ancora, quindi diciamo che un po' di tempo è Tra- passato, no? un po' prima del 1930 non c'era ancora lo stadio, questi. Quindi... Beh, però diciamo che comunque gli scudetti ce li ha. ci ha, certo. Attenzione, intanto nelle retrovie Marrone appoggio laterale, ma arriva di gran carriera Buruano. È stata una delle prime squadre blasonate della storia del calcio italiano. Sì, sì. Beh, Silvio Piola, che è qui Piola. intitolato lo stadio, Bravo, è Piola. uno dei principi, Esattamente, tra i Piola. marcatori della Serie A. Sì, sì. Tanto E calcio comunque d'angolo. poi si è barcamenata sempre tra tanta Serie C e un po' di Serie B, quindi El non ho sotto- Busciattaui. il tira Buchon. Non ho sotto mano gli scontri diretti, ma sono tanti tra Lecco e Provercelli. Beh, da quando il Lecco è tornato in pianta stabile in C, quasi sempre c'è stato lo Sì, no, scontro. ma anche negli anni... Però Provercelli ha bazzicato un po' Prima anche di Serie B sì, negli sì, ultimi 10 anni, quindi... Sì, diciamo, ha passato quel periodo buio in cui non riusciva a stare tra professionisti, adesso c'è in pianta stabile. Poi da quando il Lecco è andato... La prima partita del Lecco dopo la non iscrizione del 2001 è stata a Vercelli, la prima trasferta. Attenzione, intanto schema riesce bello. in qualche maniera a ribattere la difesa del Lecco, ancora il Basciatui che crossa, riusciamo a liberare ma solo per un attimo, la conclusione ributtata dentro, c'è Poi gioco fermo. Un bello schema, vorrei rivederlo da calcio d'angolo. e C'è un il po' pareggio di della noi Triestina. perché ci siamo fatti sulla linea di fondo, ci siamo fatti Non ho capito, fregare. Pareggio della Triestina con l'Inter. Con l'Inter. E vedi, perché stava andando subito al limite dell'area, lì sul fondo, a destra, a calciare il giocatore della Provercelli, cercato subito dal compagno. Ha regalato un po' lo schema che ha provato la Juve con l'Atalanta in settimana. Sì, Un sì. schema carino, che comunque vuol dire che l'allenatore ci lavora in settimana. Ma loro, sto vedendo che loro provano, nonostante un assetto diciamo tipo 4-3-3, comunque loro sulle fasce ci provano, cioè, sviluppano molto il gioco sulle fasce. Sì, c'è il 25 Busciatui che gioca un po' più da tre quarti, quindi quasi più 4-2-3-1, adesso come adesso. Perché Cioè- sulle fasce davanti giocano molto, giocano sia di qua che di là. Duca? No, non riesce ad andare. Sì, giocano, cioè 4-3-3, però i tre di centrocampo Esatto. sono col vertice alto, diciamo Esatto, così. e quindi fanno un 3 più Sì. offensivo e allargano il È gioco. un po' Esatto. di minuti che comunque facciamo fatica adesso a salire, a costruire gioco.
Sì, abbiamo un attimino, diciamo, rallentato. Intanto ammonito Ammonito? Piran. Piran? Sì, per questo non ho capito se è trattenuta, comunque è andato in anticipo Duca e Piran lo ha penso trattenuto, non mi sembra di vedere il contatto. Punizione per noi dalla tre quarti di sinistra, siamo al 27esimo, nel 27esimo minuto, anche se non si è giocato per almeno 6 minuti per due step. Rizzo, il pallone in area, fa sulla palla Livieri. Poco adesso da parte del Lecco, dopo un buon inizio siamo un po' persi, un po' smarriti. Parker che discute con Mazzer, l'arbitro della partita. Parker con i calzettori abbassati e qui i pantaloncini così lunghi, su questo campo sembra veramente la partita Scapoli ammogliati di Fantozzi, non so se la ricordate. Cioè ti dà quelle memorie lì. incredibili. Ma sai perché? Perché è uno dei pochi che tiene la maglietta nei pantaloni, cioè Sì, è la infilata maglietta nei pantaloni, dentro, quindi tanto Livieri alla battuta. Mentre invece tu che sei juventino doc mi devi spiegare perché Openda a un certo punto ha smesso, aveva i capelli lunghi, metteva anche lui i calzettoni abbassati come faceva Platini, dall'oggi al domani è diventato David, cioè non lo fa più, pettinatura da David con le treccine. Attenzione, Akpak libero sulla una destra, risposta. Aspetta, se cerca al vediamo fondo, Duca, bravo calcio in copertura. d'angolo, calcio d'angolo. Vuoi Sì, che ti do la risposta vai. tecnica? Openda chi? Chi è Openda? Calcio d'angolo, il primo Vabbè, dai. nella partita lo batte la Provercelli. No, vabbè, aveva già battuto prima. Dalla destra c'è il Bushatui, prima l'ha battuto, vediamo adesso chi andrà alla battuta, se ripeteranno lo schema precedente. Vediamo, non mi sembra che si avvicini nessun giocatore, quindi Bushatui va dentro, mette fuori di testa, forse Marrone, e poi proviamo a manovrare sulla destra con Rizzo. Rizzo, vai. Si butta palla avanti, ma non c'è nessun compagno ad aiutarlo. Idee poche confuse in questa fase per il Lecco, dopo le due occasioni iniziali, una per Duca che ha calciato la Zolla dal limite dell'area piccola e poi Pellegrino che invece è andato a calciare in maniera fiacca su Livieri, poi dopo ci siamo fermati, l'ultimo quarto d'ora. Adesso loro continuano ad attaccare sulla destra, probabilmente hanno capito che diciamo così, Duca e Lovisa non sono una coppia affiatata, ma ci vuole poco a capirlo perché non hanno mai giocato insieme. E quindi provano costantemente l'azione su questo lato, anche se poi riusciamo in qualche maniera a intercettare. Adesso prova ad avanzare Pellegrino, non trova il pallone, ma c'è la precedenza, il fallo di Parker. Fallo che dalla tre quarti vedrà una punizione probabilmente battuta ad abbattere verso l'area di rigore, perché travolge l'avversario dopo che l'avversario aveva già stoppato e allontanato il pallone. Ci sono sul punto di battuta il Bushatui e il numero 14 Iotti. Lascia l'incarico di battere ancora El Bushatui. Bushatui, sì, Ashraf Bushatui. El Bushatui. Speriamo di indovinare la pronuncia. Il Bushatawi. Bushatui. Ecco la battuta, secondo palo, la palla rimane lì, la conclusione della rete. Si era visto subito che sarebbe andato in Siamo porta a passati calciare tantissimo. Ma soprattutto lasciato libero Ci siamo come abbassati tutti. una Pasqua lì in mezzo Siamo all'area di rigore. completamente abbassati sul cross della tre quarti. Sì, però diciamo che l'attaccante io lo marcherei anche in area di rigore, no? E però se hai notato, tutta la squadra è arretrata sul cross della tre Sì, quarti. però guarda, Siamo tutti dietro. Ma soprattutto loro sono tutti liberi, perché Sì, c'era sì. libero anche Akpak lì vicino. Abbiamo corso indietro tutti completamente in blocco. E quindi si è Sì, creato... e non era uno schema banale, è torre sul secondo palo all'indietro, Sì, banalissimo. chiaro. Però solo era libero e ha tirato... Guarda come andiamo indietro tutti. Guarda adesso tutti completamente. si ferma. Non ce n'è uno che rimane su. Nessuno c'è lì. E sempre da sviluppi di calcio piazzato comunque subiamo, che sia angolo, punizione. Sì, qua scarso affiatamento probabilmente, però diciamo che so che
dopo come a questa è Paco una sarebbe brutta- in teoria il terzo attaccante, viene lasciato È un completamente gol libero. proprio strutturale, diciamo, quindi preso proprio per un atteggiamento difensivo collettivo sbagliato. Sì, è un gol che penso sia uno dei più brutti da prendere per un allenatore, perché così semplice da leggere non ce n'è. Può essere, vi chiedo, Aldo, può essere che mancano i riferimenti oggi visto questa formazione improvvisata, oppure... È facile adesso dire che la difesa, no? Dietro è tutta rimarginata, eccetera, però qui è stato proprio un gol preso per un atteggiamento collettivo. un po' Quindi- troppo passivo. No, proprio siamo arretrati tutti completamente su un roster da tre quarti, diciamo, normalissimo. Che è quello che sta un po' mancando nelle ultime partite, cioè l'abbiamo già visto. Attenzione, intanto Era bella l'idea per Duca, che però è stato anticipato. di Furrer, l'ultimo Ma tra l'altro passaggio. bella anche la giocata di Pellegrino a centrocampo. Attenzione qua, 4 contro 3. Se ne va, Rizzo riesce a contenerlo, sì, ce la Bravo fa. Riz, bravo qua. Sì, ci ha messo Fondamentale. velocità e fisico. Però non si può giocare davvero su sto campo, ragazzi. Io sinceramente in Metlica ancora non l'ho visto. Cioè ha qualcosina zanellato, ma per il resto il centrocampo è impossibile giocare. Guarda come rimbalza il pallone. Metlica, proprio lui, avanti. Qui, Pallone per Bonaiti. come si diceva forse tu Stefano prima, Tanto per un andiamo fino in allenatore è fondo. è brutto prendere un gol così perché non è stata una distrazione del singolo, È che stato dici, uno- è esatto. proprio un atteggiamento globale della squadra in difesa. Quindi, Ma poi era semplice la lettura, perché esatto. l'abbiamo sempre fatto, se vi ricordate, quando c'era Malgrati, giocatore. sì. Malgrati da giocatore faceva sempre quella cosa lì. Sul secondo palo la rimetteva dietro di testa, sempre. Ma è uno schema banale, perché... E poi ripeto, non puoi, come dici tu Rinaldo, non puoi tutti... Completamente Cioè tutti a qualcuno 2 si metri deve, dalla porta. si deve staccare qualcuno per stare Certo. sulla ribattuta. Chiaro. Però secondo me quello che invece dicevi tu Stefano, secondo me sì, è quello che tra di loro probabilmente non ci sono automatismi. Sì. Beh, manca comunque tutta la difesa titolare, quindi... Immagino che quando sei tra i 3-4 titolari vedi i tuoi che vanno e tu stai, cioè lo capisci al volo dove devi andare, e così è un po' più difficile. Tra l'altro abbiamo anche per esempio Calcio di punizione per il Lecco. Duca, Parker, che sono nuovi anche loro, che magari sono i giocatori che di solito i centravanti così che sta... Sipos quante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco in difesa? Tante volte. Qui è mancato. sì. Adesso si tratta un po' di scrollarci di dosso questo gol loro e reagire. Vediamo. Sì, è un'apatia che poi ci tiriamo dietro da un po' di partite, che l'ultima siamo riusciti anche a recuperarla, però, cioè nel senso è un po' di partite che facciamo veramente fatica a giocarla la partita. Attenzione, Zanellato prova la stessa cosa ma non gli riesce con la torre, ma guadagna comunque la rimessa laterale, sì. Tanto non c'è neanche Tanco oggi per le rimesse laterali, che di solito è l'incaricato di mettere quasi dei cross. Anche se adesso si allontanano tutti, quindi vediamo chi è che va a battere, che anche lui Siamo al probabilmente 34esimo. ha una bella gittata anche lui, palla dentro la torre di testa di Parker, palla che rimane nell'area Niente, piccola, non nessuno ne riusciamo mai approfitta. ad arrivare a calciare in queste situazioni un po' sporche, in area, mischioni. Poi erano stati bravi i giocatori del Lecco a tenere palla, a rimettere palla nell'area piccola, intanto sbaglia Pellegrino lo stop e concede, Ma forse regala. Duca, sai? Duca. Si riconfonde perché somigliano e poi hanno tutti e due il 7. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, 0-1. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Partiamo dalle retrovie adesso. Ho mangiato Pellegrino. una marina al cioccolato. Io stavo cercando di Rinaldo. capire se ce la facevi a sillabare. Perdiamo però un'altra palla in
a centrocampo adesso per fortuna Rizzo intercetta il servizio in profondità, però cerchiamo di addolcire un po' siamo amare il gol. Che arrivano dalla mia fiera di Santa Polonia alla Badia, quindi siamo un po' sfilacciati adesso perché non riusciamo tanto a collegarci con gli attaccanti e facciamo tanta fatica a attenzione ad occupare gli spazi. Akpakpro. Anche Akpakpro, Lovisa lo tiene, parte il cross, Zanellato devia e poi mette in linea saltare Lovisa. Non ho buone sensazioni comunque io, ragazzi, al di là del punteggio. No, perché diamo l'idea di non conoscerci proprio, facciamo fatica a giocare, poi sarà un po' il campo, sarà un po' tutto, ma al momento abbiamo avuto qualche sprazzo, niente da dire. Adesso All'inizio, primo quarto d'ora, poi siamo un po' spenti. Sì, diciamo poi il campo non aiuta di sicuro, però non dovrebbe aiutare neanche la Provercelli, ecco. Anzi, soprattutto la Provercelli, perché noi in teoria il campo lo conosciamo. Tanto servizio dietro a Furlan, Rizzo rischia, si fa pressare da So che gli porta via palla per un attimo, Rizzo resiste, ma dalla via sta palla? Alla fine finalmente arriva il fischio per un fallo. Ma lascialo andare. Si è sentito un po' troppo qua Rizzo, perché doveva disfarsi il pallone prima. Anche per esempio perché Rizzo poi però non gli si può dire neanche molto perché non è un centrale di difesa, quindi non può avere le sensazioni di come gestire la situazione. Tanto è lo stesso Rizzo che va a rimettere palle in campo nella tre quarti avversaria, vicino a lui Zanellato, Rizzo cerca Bonaiti che va sul fondo, la palla è ribattuta, poi cerca di rimettere un altro cross e trova c'è la il primo deviazione. corner per il Lecco della partita, uno pari il conto dei corner, se non ho contato. Mi sembra 2 per la Provercelli. Due. Uno ha fatto quello schema Sì. e il secondo che poi invece è andato in nulla. Metelica su punto di battuta sotto la Nord, attacchiamo, parte col mancino, quindi andrà a rientrare verso lo specchio della porta, ma è lunghissimo, non so se riusciamo a tenere palla in campo. Sì, Bonaiti, controcross intercettato, prova la Provercelli a rilanciarsi, c'è So, attenzione se riesce a filtrare il pallone, per fortuna Bravo Duca. rientra Duca. Però abbiamo rischiato su questo rilancio direttamente dal nostro calcio d'angolo. Adesso è Metlica che appoggia Lovisa su Zanellato il servizio profondo, Führer ha incrociato sulla sinistra ma non riesce a sfondare, poi c'è lì che rilancia, la palla non esce, riesce Lovisa a servire Marrone che poi va da Metlica cerca di centrocampo, cerca Rizzo, potrebbero scambiare i due, Rizzo invece si gira e torna da Marrone nella nostra tre quarti, pressato, costretto ad arretrare, trova poi largo Duca che oltrepassa la linea di metacampo, Duca cerca lo scambio con Parker, non c'è il passaggio di ritorno, Duca però lotta, riconquista, Prende un bel fallo prende sulla il tre fallo. quarti, zona centrale. Allora arriviamo bene fin lì, poi lì diventa tutto un po' complicato, nebuloso. Questo un po' storicamente nel corso anche di questa stagione. Sì, diciamo che offensivamente non abbiamo mai avuto grandissime idee. Forse una partita, adesso mi ricordo quella all'Alcione, quella che abbiamo vinto 4-5-1. adesso mi ricordo più. Con l'Alcione, Fausto? Avevamo giocato veramente bene anche in fase offensiva, ma è stato un episodio. Per il resto in avanti non No, abbiamo... con l'Arzignano dici tu. L'Arzignano 5-1, poi 4-1 con le Dolomiti. Però diciamo con l'Arzignano avevamo fatto una partita veramente bella in avanti. Beh, anche con le Dolomiti bellunesi. Invece diciamo tendenzialmente non abbiamo questi grandi schemi, cerchiamo sempre di rubare palla alto e di ripartire. Metelica in zona centrale, 30-35 metri dalla porta. Partita ancora lunga, siamo al 40°, però in questo momento sono un punto in 3 partite. Vediamo se andrà a metterla sul secondo palo, sì. Zanellato! Rigore! Rigore! Qui è rigore! Livieri va a distruggere... Rigore qui, No, invece fischia fallo sul portiere. però qua ha dato il fallo sul portiere. Questo è nettamente fallo di Livieri perché ha battuto qua. Zanellato. Attenzione perché Zanellato si è fatto male, arrivano subito. Vediamo il replay. Zanellato. No, dai. Ma Qui è allora, al di fallissimo di là del Livieri. rigore, che poi lo andranno a rivedere, Zanellato cosa si è fatto male perché Livieri esce e gli tira una botta in testa.
pesantissimo. Zanellato stava per arrivare sul pallone, Livieri in anticipo con i pugni è andato con i pugni sul pallone, ma col resto del corpo aveva già battuto Zanellato. Quindi qui live l'arbitro ha dato il fallo sul portiere. Che non Perché esiste. In area piccola... Non è neanche rigore, perché effettivamente il portiere Poi anticipa Zanellato. il rigore non lo so. No, Non rigore so no. se spenderei qua un altro FMS. No, non posso, non Dite? penso che... No, perché Livieri ha anticipato Zanellato, però è bruttissimo l'intervento. Guarda, perché vedi... allora, non lo so, potrebbe essere che col gomito anche colpito prima Zanellato. Allora, se siamo andati a vedere quello di prima... Era più questo andare a vedere probabilmente che quello di prima. Allora, questo secondo me il rigore non te lo dà mai. Non te lo dà mai. Se lui è già convinto che, Però- che il portiere è in vantaggio, poi in area Il piccola. punto, è altro perché che, è rimasto a terra il anche punto è che le Livieri, braccia, con- le braccia del portiere hanno colpito Zanellato quasi contemporaneamente al pallone, quindi ha avuto il vantaggio ovviamente che coi Vediamo pugni se si arrivi. sia fatto male. Certo, Zanellato ha preso una bella tega. Sì, è il colpo qua, se ha preso il colpo di frusta qua è stato bello violento. Sembra di no. Perché probabilmente sai cosa? Magari è riuscito in quel momento a girarsi un attimino per prendere la botta sul fianco e non frontale. Si riprende. Però è stata brutta, Infatti adesso Zanellato chiede anche all'arbitro cosa ha deciso. Sì, è un po', diciamo, un po' frastornato, però non penso che riesca a riprendere. Vediamo ancora. Diciamo che il portiere ha approfittato del fatto di essere portiere, perché un intervento del genere è veramente Esci in area brutto. piccola è tua. Cioè, Però qui non era più area piccola, era fuori. Sì, reggimento fuori, però. Sì, non dove battere la... Ma non lo so, vabbè. No, la sensazione è che mentre lui riesce a colpire coi pugni il pallone col gomito, Sì, lo prende, prende la faccia di Zanellato. Sì, però forse hai ragione tu, anche rivedendolo non credo che avrebbe Non penso che avrebbe dato il rigore dopo. Pellicola dice palla del portiere, ovviamente uscendo travolge l'avversario. Però, diciamo, non è sicuramente stato un intervento leggero, ecco. Tanto una serie di colpi di testa, Provercelli che, insomma, al di là di quel gol non ha mai tirato, forse no, una volta con la parata di Furlan, sì. Sì, diciamo, occasioni pari e patta, nel senso. Sì. Poche, 2-1. Ecco. 2-1, una pericolosa per parte, loro l'hanno segnata la loro e noi no. Duca, Marrone per un pelo riesce a rinviare, ma la palla viene recuperata da Piran che poi va profondo, stacca Lovisa, poi riesce a recuperare El Bouchatoui, anzi no, era Burruano, e Akpakro guadagna la rimessa laterale che va a battere Piran. Vicino a Piran ci sono i giocatori blucelesti che si scaldano anche. Palla di Piran verso chi è? Comi. Poi ancora Piran, il cross dentro. C'era gioco fermo? Sì. Fuori gioco. Tra forse. l'altro, dalle foto che ci ha mandato il nostro Matteo, non so se ha già mandato a scaldare Konate forse, che potrebbe esordire oggi. Io sinceramente Furrer ha avuto un paio di sprazzi anche, però è un po' sparito dalla partita. Poco. Mentre Parker bene, insomma, perché comunque ha fatto Il suo l'ha la fatto guerra Parker. davanti, l'ha fatta. Forse potrebbe anche ripensare un attimino alla questione Bonaiti-Pellegrino, perché Bonaiti ci ha provato a interpretare il ruolo, però è anche stato abbastanza pericoloso, però si capisce che non è... Poi in panca chi hai? Critta, che comunque è andato in panca anche se non è al meglio. Hai Anastasini. Beh, c'è Miali. Nova ultimamente l'ha usato, Miali, non è che naviga nell'oro in panchina. Bella intanto la sponda di Parker, Duca sfonda la palla per Furrer e poi non riescono ad andare avanti ancora. Pellegrino guadagna un buon fallo. No. Come no? No, gli ha dato la rimessa laterale. Conte. No, non l'ha preso. Cioè, non ha fischiato il fallo. No, Tra l'altro non sappiamo quanto ci sarà di Decisamente. recupero. Siamo già al 45esimo, ma 6, 7, 8 minuti di recupero. Ci sta, Ci perché poi sono. c'è stato anche l'intervento da Zanellato. Sì. Però tornando al discorso di prima, sì, sicuramente in panchina non abbiamo, tu dici, più che altro non abbiamo esterni di esperienza. Ma c'è anche da capire poi chi in panchina sta bene, perché ci sono Sipos, Battistini
e Romani e Ferrini che E Critta, stanno bene, che sono riduci da ma infortuni. stanno bene, non si sa, quindi Esatto. sono giocatori Sitos, vari, non so se arruolati. sai. Perché nel caso potresti mettere, che ne so, io sparo Ferrini dietro e Lovisa esterno, che è un po' più il suo ruolo forse. Sì, oggi... O potresti riportare Bonaiti centrale e Pellegrino esterno, anche se Pellegrino da esterno non è granché. La situazione di oggi è veramente quella che è. Quindi... Giocare con Lovese e Pellegrino. Proviamo a sfondare sulla destra, il cross dentro, palla che arriva al limite, Zanellato disturbato. sì, va... Vediamo. Poi Niente fischia da fare. fallo. Gli fischia addirittura fallo contro, perché? Non lo so, però è andato a calciare, ma lui calcia prima e calcia male. Poi forse dopo frana addosso, Andiamo. guarda. No, Ah, no, non è fischiato il suo, fallo Fallo di del Che è 17, Pellegrino. Pellegrino. Sì, perché per fare da schermo ha spinto via l'avversario. Punizione dalla propria area di rigore, un poco fuori di Rivieri, siamo nel 47esimo, quindi ancora 6 minuti, più questo che si sta concludendo. Rivieri che tra l'altro assomiglia a Victor Valdés come stile, per chi se lo ricorda, perché ormai è un bel po' che si è ritirato. Punizione battuta, forse c'è ancora fallo, sì, del giocatore bluceleste che è forse Rizzo. Sì. Intanto non sono ancora cambiati, credo, i risultati, no, Fausto, delle altre partite. C'è anche questo fallo, per esempio, mal giocato da Rizzo. No, perché... pareggiato la Triestina, ce l'avevi detto. Sì, l'aveva sì. detto. E 2-1 dell'Albino Lef sulla Pro Patria. Ecco. E l'1-0 dell'Ospitaletto sul Renate. Ah, bravo, sì, anche non ospitaletto sul Renato. Qui se l'è giocato male il fallo Rizzo, perché sul rilancio del portiere adesso ha regalato una punizione dalla tre quarti alla Provercelli, sulla tre quarti della per la Provercelli, palla al centro per Iotti che smista di nuovo sul centro-sinistra, ma ancora Iotti al centro, allarga sulla destra dove Piran in proiezione offensiva va al cross, bello dentro, la palla rimane lì a disposizione di So che la smista, la conclusione è la seconda rete della Provercelli con Comi. Comi sotto la traversa. Ci siamo Tutto fatti troppo facile. infinocchiare Quella come palla dei lì andava dilettanti. pulita l'area. Ma no, non ci siamo. Cioè, non è che non ci siamo per demeriti, per altro, ma proprio siamo troppo... una formazione troppo sperimentale. Qui, ad esempio, Furrer Lì andava pulita, è caduto. che è scivolato invece che rilanciare ha lasciato No, il l'idea di pallone. pulire era giusta, è solo che si è scivolato. C'è da fare. E mi chiedo perché il campo, come si dice, penalizzi noi e non la Provercelli, però vabbè. Comi, bello il gol tra l'altro, perché da sinistra in posizione defilata Sì, fa però qua vedi. una conclusione che Sì, sbatte sulla se non traversa. se non cadi la pulisci e non succede niente. Beh, però bella, la messa all'incrocio. Sì, la fa Sì, anche sì, no, difficile, no? dopo Quindi- l'evoluzione il tiro è bello. Il gol non era, la conclusione è stata ammonito Furlan intanto perché chiede forse la review per il fuorigioco, immagino, perché forse poteva esserci un fuorigioco, però ragazzo, l'abbiamo preso, basta. E insomma, dopo la fine del primo tempo, partita che già fortemente, Furlan ammonito. sì, fortemente compromessa ormai. Più che altro perché a meno di una Vediamo- reazione di nervi, di carattere, non c'è molto su cui sperare a livello di gioco, al momento, perché i nostri primi tempi hanno sempre fatto pietà ultimamente. Madonna aspetta per lavare, perché di solito i gol vengono comunque rivisti. Fuori gioco giusto? però mi sembra che non detto fai l'altra le volta. Però mi sembra che i gol li riguardano tutti comunque. Sì, però il gol o il fuorigioco sul gol non ti giochi l'FVS perché viene No, guardato. ma i gol Li li riguardano a riguardano prescindere. l'addetto Il all'FVS. gol per eventuale fuorigioco Tanto viene guardato, che sì. l'addetto all'FVS di oggi, che è Matteo Taverna di Bergamo, l'arbitro del signor Andrea Mazzer di Conegliano, con Diego Spatrisano di Cesena, Giovanni Ciannarella di Napoli e Davide Gandino di Alessandria che è il quarto uomo. Sì, effettivamente Tanto c'è stanno- qua, non so chi che lamenta una gamba alta, una gamba tesa, però da quello che ho capito è stato dato Parker, regolare. forse. Parker. Sì, Parker. Non so, il gol è stato segnato 2-0 pro Vercelli, partita che insomma sembra veramente compromessa prima della fine del primo tempo, quindi Sì, anche perché non è un risultato, cioè allora 2-0 fosse troppo. Però diciamo loro due occasioni serie hanno avuto e hanno segnato, cosa che spesso e volentieri abbiamo fatto noi, di segnare, di essere molto cinici, stavolta l'abbiamo subito, ripeto, con una formazione così
non sperimentale, perché non è che sta No, facendo esperimenti, però così rabberciata, ecco. Oggi... Attenzione però, Pellegrino si libera bene, la palla dietro, diciamo che la conclusione di un pelo. Bella conclusione Livieri, parata. paratona questo di Livieri su Metlica, che ha concluso da fuori, no, Sì. Furrer. No, scusa, Metlica, perché Furrer era lì. Però bella subito la reazione, soprattutto Pellegrino sta facendo bene quando si incunea sul fronte offensivo. Angolo dalla sinistra, siamo nel settimo minuto, palla sul secondo palo, Livieri allontana, Marrone vediamo deve stare attento al rimbalzo, riesce a gestirlo, l'appoggio laterale, prova a passare Bonaiti, in mezzo a due era difficile. Attenzione però adesso alla ripartenza di So, arriva però, qui però è giallo, Non gliel'ha dato, no? neanche ha fischiato il fallo almeno, sì. No, perché vistosi superato, palla lontana, ha dato un ruzzone a Rizzo, cioè, insomma, questa era la palla lontana, insomma, non era tanto normale come fallo. Furlan, sul punto di battuta, va sul centro-sinistra dove Parker subisce fallo. C'era una buona No, posizione. Parker sta lavorando Sì, benissimo. sì. Ottimo primo tempo di Parker, il migliore forse tra i suoi. Anche qui guadagna una punizione che è oro, perché in questa posizione di tre quarti, ma saranno dei 25 metri, Metlica può andare a mettere un buon pallone in area, speriamo di sfruttarlo. Marrone, speriamo in Marrone, Zanellato e Parker, che anche Bonaiti sa farsi valere in situazioni di lotta libera in area di rigore. Metlica la battuta troppo sul portiere. Sai che forse però se qualcuno in più ci avesse creduto, Marrone è arrivato di un attimo. Marrone è arrivato in ritardo di un attimo. Però se Guarda Marrone. Vedi? ma se fosse stato uno schema avremmo dovuto avere due giocatori che ci credevano, cioè che andavano dentro proprio a palla. Sì. Cioè proprio quasi senza guardare il cross, no? Cioè, proprio Sì, dentro. probabilmente gli è venuto troppo verso la porta, perché lì invece i due giocatori che dicevi tu, Rinaldo, erano più vari il controcross. Cioè, non ho visto proprio uno schema di quelli, dici io vado, Finisce il primo tempo intanto sotto di 2 gol il Lecco. Però ha reagito, La reazione c'è stata nel finale. Sì. Diciamo che l'inizio e la fine del tempo sono stati anche relativamente positivi, il problema è stata la mezz'ora e mezzo che Abbondante anche perché non abbiamo giocato bene, la Provercelli non ha creato molto, però quel pochissimo che ha creato lo ha sfruttato. Intanto tra poco andiamo da Albino e vediamo un po' anche da lui che sensazione ha avuto anche per soprattutto il per il campo, Sì, ecco. sì. E niente, vediamo un po'. Abbiamo forse pagato, forse anche un po' troppo, il discorso diciamo, le cosiddette seconde linee. C'è una squadra veramente piena di... Sì. L'allenatore avrà le sue soprattutto porte, dietro, ma le soprattutto riserve dietro. sono scarse, scrive Samuele. Beh, oddio, Sipos non è scarso, però non può giocare, quello è il problema. Sì. Allora, sentiamo se c'è il nostro Albino. 3-1 tiri in porta per la Provercelli. Albino, mi senti? Pronto? Eccoci, Albino, mi senti? Sì, ti sento Stefano. Allora, primo tempo davvero difficile, Albino sotto di 2 gol. Ti volevo chiedere innanzitutto una cosa che a noi ci ha colpito molto. Si fa veramente fatica, tornando al discorso che facevamo del campo, si fa fatica a giocare. Sì, no, ma si fa fatica a giocare soprattutto al di là del campo, che sappiamo com'è, anche perché c'è in mezzo al campo un signore, tra virgolettato, che secondo me potevano mandarlo a fare delle gite in barca, non ad arbitrare una partita. Abbiamo perso più di 15 minuti cronometrati, ne ha recuperati 8. Voglio dire, ma ci va a prendere in giro, non fischia falli evidenti, continua a parlare allora 3 volte i difensori del Lecco hanno avuto il fastidio di trovarselo davanti mentre stavano rinviando, ma io dico, ma cosa stanno mandando in giro questi signori qua? Vabbè. Poi ripeto, la partita, stiamo giocando senza 6 titolari, non è una scusa, ma sì. No, però si è visto, è come se Albino, la squadra in campo non si conosce, questo è parso abbastanza evidente, no? No, però non abbiamo fatto male, secondo me, prima del gol. No, primo e quarto d'ora abbiamo anche creato 2 occasioni.
E qui credo che gli si sia spento il cellulare ad Albino. Fausto, chiedo a te, ma sembrava qualcosa del genere. No, più che altro sembra che sia andato via il segnale. Abbiamo mandato via il segnale all'improvviso, non so se adesso magari cerchiamo di ripristinarlo. Intanto Francesco dice non diamo la colpa all'arbitro, ma giochiamo almeno con una punta e mezza. No, diciamo che oggi l'arbitro forse potrebbe avere... Stiamo pagando una difesa rimaneggiata. Non ci vedo grandi responsabilità dell'arbitro. No, neanche io quello, era più una visione sua di Albino. Anche i minuti, Emilio, penso formazione che 8... completamente sbagliata. Sai Emilio, sbagliata magari a disposizione in campo, possiamo parlare. Più o meno sono questi però che devono giocare perché gli altri sono infortunati. Devo dirti la verità, anch'io avrei invertito, l'unica cosa da fare oggi di più sensato era invertire Bonaiti e Pellegrino, però... Visto Bonaiti e Pellegrino messi dove sono stati, non hanno fatto disastri, Sì, hanno fatto il loro. Non è che sono arrivati da lì. Il problema è che abbiamo partito 2 gol su 2 situazioni di, come dicevi tu Stefano ad Albino prima, di scarsa conoscenza. Non abbiamo dei meccanismi oliati. Allora, uno, diciamo, sbagliamo un po' sul calcio piazzato a leggere quel tipo di situazione. E il secondo non abbiamo almeno, praticamente si è scaricato il telefono, e il secondo un errore, scivola Furrer, non riusciamo a ripulire l'area e fa un bel gol poi loro. Vediamo un po' cosa succede nella ripresa, ci prendiamo qualche minuto, cerchiamo di riordinare le idee noi, speriamo che lo faccia anche Valente negli spogliatoi con i suoi, e poi torniamo per il secondo tempo. LCN Young, news dalle giovanili blu celesti. I risultati, le classifiche, le ultime notizie dal mondo delle giovanili della Calcio Lecco 1912. Solo su LCN Sport. LCN Young, le giovani promesse, i talenti di domani. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Il lavaggio e il trattamento dei capi è a livello professionale ed è garantito e accessibile a tutti. La presenza di 3 detergenti per ogni singola macchina entrano in funzione a seconda del programma che scegliamo, più adatto per la fibra e il capo che stiamo trattando e per le macchie che vogliamo trattare. Vengono dosati automaticamente, consentono di fare 2 risciacqui per ogni ciclo di lavaggio. Qui l'asciugatura è un'asciugatura a ventilazione calda, essendo le lavatrici ipercentrifuganti, in 20 minuti si asciuga un set di un letto matrimoniale, che è un carico di circa 12-13 kg asciugato e piegato nell'arco di 1 ora e 10, 1 ora e 20 il servizio è completo, quindi c'è un grande risparmio di tempo. A Lecco noi siamo indubbiamente la lavanderia più grande, con 12 macchine a disposizione, 6 di essiccazione, 6 di lavaggio, con 3 tagli diversi.
Tutto ciò in un ambiente assolutamente confortevole, a disposizione ben 4 prese nei posti a sedere, una wifi dedicata ai guest, agli ospiti. Abbiamo clienti che sfruttano il tempo, l'ora e 10, l'ora e 20 che dedicano all'interno della lavanderia per portarsi avanti con le attività di lavoro o con attività di tipo diverso, quindi si collegano con il wifi sia con lo smartphone, sia col tablet o con il PC. Stiamo parlando di un servizio self che parte alle 5 di mattina e chiude a mezzanotte. Abbiamo un numero di telefono che può essere utilizzato ed è utilizzato dai nostri clienti quando hanno dei dubbi o quando ci sono delle situazioni che hanno bisogno di chiarire. Noi siamo sempre disponibili. Prima di partire da casa ci si può collegare e verificare in tempo reale lo stato di occupazione e libertà delle macchine, quindi vuol dire l'affollamento eventuale che c'è all'interno della lavanderia. Il secondo è di valutare con attenzione qual è il proprio credito residuo all'interno della propria tessera. Il terzo, che è molto funzionale, è quello di poter prenotare una macchina entro i 20 minuti. Accettiamo tutte le forme di pagamento, ci sono sconti aggiuntivi. A titolo di esempio, una ricarica di 50 euro sulla propria tessera corrisponde con un 6 euro di bonus, quindi circa un 12% di sconto aggiuntivo che i possessori di tessera possono ottenere.
Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì in serata sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Ma Piran è uscito? Allora, rientriamo con un cambio nelle Piran, file Perotti. della Provercelli. Fuori Piran, dentro Perotti. Piran Perotti. E si riparte dal 2-0 con... Probabilmente perché Piran era anche ammonito nel primo sì. tempo. Era abbastanza nervoso, anche se non sbaglio, se non ricordo male. E un 2-0 che fa male perché, insomma, il Lecco, dopo una buona partenza, poi si è trovato sotto senza la possibilità di reagire, perché... Confermato comunque anche una formazione proprio perché Bonaiti è qui sotto sulla destra. Tutto Adesso confermato. attacchiamo sulla destra verso la sud. Anche Metlica che si allarga tanto. Intanto scatenati i nostri amici da casa che ci chiedono: ma Leon è infortunato Sipos? Caro mister, hai finito i popcorn? Scrive Paolo Locatelli, che poi rilancia. Non ho più fiducia in questo allenatore, esagerando. Sì, diciamo che manda in campo formazioni senza senso. Come si fa a tenere in panchina Sipos, Scritta, Ferrini, Battistini? La risposta te la dai da solo, Paolo. Sono tutti riduci da infortunio. Mi sa che le idee molto confuse. Possiamo parlare magari, come dicevi tu, Ste, di la domanda Bonaiti è sulla capire, destra, no, non più di che questi. però Bonaiti per sulla dire, destra no? non è andato male e Pellegrino, e sapete cosa penso del giocatore non del ragazzo, non mi piace, ma lì non ha giocato malissimo Pellegrino, anzi qualche ideuzza l'ha avuto anche buona. Quello che vorrei capire io non è tanto, ma è che i 5 titolari, perché parliamo di, anzi 6 titolari praticamente, in panchina, sono da mezz'ora? Sono da un tempo o sono lì perché fanno squadra? Perché se sono lì a fare squadra allora capisco che neanche ci provi, perché altrimenti un Sipos come si dice, in staffetta con Parker lo puoi provare, un Ferrini in staffetta con Romani lo puoi provare, altrimenti sono totalmente inutilizzabili e fine del discorso. Però non lo so, quindi non posso dire niente, devo stare zitto e ascoltare. Mentre adesso comunque diciamo l'inizio era stato anche buono, la reazione c'è stata, vediamo adesso se ripartiamo in avanti come adesso con un tentativo di Duca di tunnel, poi però no, non c'è fallo, sì c'è fallo, ha tentato un tunnel, anzi era Furrer, ha tentato un tunnel, poi ha spinto l'avversario sul fondo e fallo. Vediamo se qualcuno di quelli che abbiamo citato che sono in panchina poi nel corso della partita del secondo tempo possano entrare o meno, ma la situazione però non cambia di tantissimo, ecco. Punizione per Libieri dalle retrovie, cioè quasi dalla linea di fondo. O forse c'è anche un discorso che, dato che c'è l'infrasettimanale, se non sei proprio in condizione, è meglio evitare di giocarsi qualche giocatore adesso, nel senso, e però il se no problema è rischi di non avere più per mercoledì sera, neanche la prossima partita ancora. Mercoledì sera che si gioca alle 20:30 a Gianatown. E poi proprio per questo che dico, ma proprio per questo dico, fai delle staffette.
Cioè, perché... Beh, ma magari nel secondo tempo... Sì, però nessuno è stato inserito dall'inizio. Cioè... Bella la palla recuperata dall'inizio, pallone, profondità per Parker. Fuori gioco. Che... Poi non va neanche alla conclusione. Si alza dopo. Un po' macchinoso. Non ho capito Parker se ha provato a prendere il fallo da rigore e non gli è riuscito. No, non gli è riuscito né saltarlo bene né prendere il fallo eventualmente da rigore. Beh, fuori gioco stranetto. Sai, perché la palla gli sfugge via anche qua nel primo controllo. Furrer si deve accendere un pochino perché è veramente troppo poco da lui nel primo tempo, ci aspettavamo di più. Beh, Furrer per le qualità che ha mostrato e per tutto... Ma è un po' in calo, Sì, no, ma dico, è stata una stagione un po' dal vorrei ma non posso, non so come dire. Non è che è stato, faccio un esempio, diciamo, recente, il Buso dell'anno della promozione che è stato quasi in crescendo e sempre più impattante, anche se poi non ha fatto tantissimi gol. È sempre sembrato che potesse fare, ma non ha mai poi esploso completamente. Al momento ancora no, perché le doti ce le ha, le mostra. Anche oggi un paio di giocate le ha fatte. Vediamo. Sì, da lui è lecito attendersi molto di più. Anche perché il ruolo più o meno assomiglia a quello che aveva Buso. Come dicevi tu, quando accendeva il motorino e se ne andava. È un po' Furrer. Intanto attenzione qua. Cosa è successo? C'è un giocatore a terra del Lecco, colpito al limite dell'area. Furlan intanto abbranca il cross e poi fa ripartire Metlica. Brutto pallone per Zanellato che infatti non riesce ad agganciarlo. Metlica anche qua. Anche il 2026 di Metlica non è brillantissimo. Ha scritto qualcuno da casa, loro si adattano meglio al campo di patate, giocano di prima anche. Perché noi no? Secondo me è proprio il campo è un catalizzatore, ma poi siamo noi che non stiamo... Un flusso canalizzatore. È un catalizzatore, perché accelera la reazione, però non è... È già di per sé noi che non siamo... Cioè noi non possiamo giocare di prima perché non ci conosciamo. Intanto Metlica sbaglia il servizio di ritorno per Rizzo. Rimessa laterale in avanti, la Provercia lì riusciamo in qualche maniera a raccattare il pallone. Bonaiti che non fa mai mancare il suo apporto. Tanto qui però bisogna evitare di perdere tutto quel tempo. Però So doveva andare anche a ammonirlo adesso, Ci va a parlare, parla, è la terza volta che deve ammonire. E la prossima deve arrivare il giallo però. Adesso io non ero... Tanto Furlan è già ammonito, hai detto sì. Sì, Furlan è già ammonito. No, ma qui Furlan ha fatto una cosa intelligente, ha tirato il pallone addosso a So, che era troppo vicino, quindi va ammonito. Non ce n'è tante di storie. E ovviamente adesso loro iniziano anche un pochino, no, ma ci sta, ovviamente il gioco loro ci sta, però ci sta anche che li ammonisci quando devi ammonirli. Alza un po' la squadra, fai qualcosa dalla panchina anche te, però Da casa ci scrivevano un gol nei primi 20 minuti, possiamo riaprirla. Chiaro, sì, bisogna cercare di trovarlo, ma cercare di costruire un'occasione, una situazione favorevole. Poteva essere quella di prima di Parker sul filo del fuorigioco, vediamo. Grande aggressività adesso da parte dei giocatori della Provercelli che palla quasi persa, poi recupera Lovisa. Mamma mia. Ma secondo me quella è come Rizzo nel primo tempo. Troppa fatica. È la scarsa abitudine al ruolo. Tu sai che lì non devi sbagliare, ma lui di solito gioca più avanti. Però tanti errori individuali. Attenzione, salgono dalla destra, cross dentro Furlan. Furlan su Comi, riesce ad anticiparlo Furlan. Poi Zanellato. Poi però posso dire, siamo in crisi, smettiamola di fare queste giocate complicate sulla nostra tre quarti. Andiamo lungo, andiamo su Parker. No, adesso lancio su Parker, rinvio lungo su Parker. Fino a 3 anni fa tutti lo facevano. Adesso anche noi, ti ricordi quando ancora buttiamo via palla, stiamo continuando a perdere palla. Assomiglia un po' a Mastroianni sì, bravo, come tipo di gioco. Se vuoi fare quel gioco lì, allora a questo punto metti anche 2 punte. Metti 2 punte e vai su lungo sulle 2 punte. Ma hai Parker, sfruttalo. Sì, però su solo uno, metti un altro e poi vai lungo. Hai anche Zanellato che può aiutarlo. Poi Basili perché non c'è oggi in panchina? Infortunato. Lesione buonanotte. tendinea.
Sì, però, sia per ragazzi, lui che per Mallamo. Cioè, tutti i nostri nuovi acquisti sono tutti rotti, cioè adesso. Allora, la situazione è questa: hai infortunati Tanco, Mallamo, Voltan, Basili e Ndong che non ha ancora recuperato del tutto, e in Vabbè, panchina non al meglio, reduci da infortuni, hai Battistini, Ferrini, Sipos, Romani e Crit. Tanto grande azione di Duca sulla sinistra. Sono 10 persone, ragazzi. Furrer cerca di sfondamento, viene spostato ma non c'è fallo. 10 di cui Tanco titolare, Mallamo titolare, Battistini titolare, tanti titolari. Voltan era però titolare attenzione, all'inizio dell'anno, palla al centro, perso a spazio, la conclusione alta. Sipos titolare, Romani è stato titolare, Cristian titolare. Adesso onestamente. Però sinceramente il colpo stellare dell'anno era Voltan e non ha giocato praticamente neanche mezza stagione. Sì, era il colpo più pesante dell'estate. Ndong, che era la grande, non si è mai visto. E tra l'altro adesso ne hai tanti. Slalom, poi palla per fortuna intercettata. Era solo Akpak Pro, Stiamo rischiando tantissimi. Le idee non sono chiare per niente, ragazzi. Siamo un po' improvvisata veramente oggi al di là di tutto, del netto, di quello che stiamo dicendo. Se non si alza veramente nessuno dalla panchina dei virgolette titolari, vuol dire che proprio non ci sono. O hai dato già per persa la partita e non vuoi rischiarli su questo campo. Con il discorso che ci sono 2 partite ancora da fare in 6 giorni. Poco. Giana che oggi ieri ha vinto 1-0 sul campo della Virtus Verona. Tanto qui bravo Lovisa, col tacco ha intercettato. Ed è in zona playoff, 10 punti in meno in questo momento dell'Ecco. Angolo per il Lecco intanto, sulla direzione precedente, dalla destra. Sì, servirebbe il golletto, anche per rianimare un po' tutto. 3-2 gli angoli per noi in questo momento. Sempre Metlicca col mancino dalla destra, palla bassa, non calciata alla perfezione, lotta. Però in 2. Lotta Parker, Metlicca però si allunga il pallone e non riusciamo a portare avanti l'azione. Vediamo Rizzo che per fortuna il ripiegamento è sempre molto veloce. Sì, perché è un bel duello, forse per quello che l'ha messo anche di là, perché So è molto molto rapido, quindi spesso sono andati nell'1 contro 1, tanti errori individuali, tanti oggi. E sinceramente oggi mi sta piacendo Pellegrino. Comunque ha sbagliato poco. Messo in mezzo a trottare. Gioca, ha delle buone idee, non sta giocando male, anzi. Però il problema è che è un estemporaneo in una formazione totalmente estemporanea, quindi ci prova a inventare Zanellato, ma va Pellegrino, tocco che appena chiamato qui. Però l'idea l'idea l'aveva provata, l'idea c'era su Duca, poi è intercettata. Duca è un po' sparito in questa ripresa per adesso, non si è ancora visto. Prima si aveva fatto una bella azione sulla sinistra, adesso attenzione, Pellegrino fallo su di lui, non fischiato. Attenzione perché loro ripartono sempre forte, un 4 contro 4. Adesso quelli di là sono in 2 contro il solo Lovisa. Va alla conclusione, il palo, la ribattuta, per fortuna salvata ancora però loro con Akpak. Ma dormiamo qua, e riusciamo in qualche maniera a prenderci un fallo. Clamorosa doppia occasione. Clamorosa doppia occasione per la conclusione. La Pro Vercelli. Adesso vediamo se è fatto male il giocatore della Pro. No, da là è come si chiama, Burruano, che è andato alla conclusione, è andato sul palo, poi ha salvato credo Duca, e poi qua al centro c'è stato il fallo sul quale poi è rimasto anche a terra. Sul rimpallo è andato a calciare Akpak Pro, no? Che ha colpito. Però quello che voglio dire, tornando al discorso di prima, sei in crisi, sei troppo basso, porti tutti su e lanci palla su e vedi se Parker lo mandi in lotta, Parker e Zanellato, e vedi come va. Tanto Konate che arrivano i cambi. Isma Konate, ci sarà l'esordio di Ismael Konate, che tra Miali poco lo vediamo, e penso Miali o Nova, o Anastasini forse, sai? No, non è Anastasini, no. O Nova o Miali, mi sembra Miali. Si è visto alzare di spalle qualcuno, ma non ho. Vabbè, vediamo intanto, allora Fausto, andiamo un attimo in pausa, poi torniamo subito, vediamo i cambi. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile
indispensabile nell'automazione industriale. Cioè, ha dato per persa la partita praticamente. Allora, fuori Furrer, Zanellato e Parker. Dentro Anastasini, Nova e Isma con te. Cioè, praticamente ha dichiarato che i titolari sono tutti da risparmiare, sì. completamente. Sì, o probabilmente ha dato per persa la partita. Non penso che, cioè, è un'estremizzazione che faccio io, però ha preferito forze fresche. Oppure non vuole giocarsi all'esperienza. Perché sta risparmiando tutti i titolari praticamente. Sì. Probabilmente non sono in condizione e visto il campo non vuole rischiarli. Però io sono curioso di vedere Konate, perché comunque è un giocatore che in Serie A ha giocato, potenzialità le ha, vediamo se può darci una mano. Tanto Furlan va lungo, ma a centrocampo loro sono ovunque. Vediamo se c'è la risposta. Konate di Bieri ci riesce ad arrivarci sul detto passaggio. Vediamo intanto anche dove sono posizionati, perché Nova è andato qui esterno destro. Possiamo dire che però è il primo vero momento di difficoltà della stagione, tanto seguiamo l'azione. A Sprazzi c'è stato qualche momento di gioco difficile. Però adesso hai 3 partite in cui perdi una, la seconda la riacciuffi negli ultimi minuti e questa sei sotto 2-0. Rischia di essere un punto in 3 partite, poteva essere 0 in 3 partite. Sì, diciamo anche stante la difficoltà totale. Non è difficoltà di gioco, difficoltà di risultati, no, cioè qua ci sono infortuni, gioco e risultato tutto e nero. qualche magari anche scelta non sempre impeccabile da parte di Valente, quindi sì, un po' un momento di difficoltà. Tanto apertura su chi è quello Anastasini. Anastasini. Io ho messo Anastasini largo a sinistra, Nova a destra. Anastasini al posto di Furro. E poi ha cambiato il Nova al posto di Bonaiti e il centravanti. Nova e Coma. Sì, sugli esterni. Ma io Nova sapevo che era un centrale di centrocampo, no? Io pensavo una mezzala, non pensavo fosse proprio un esterno puro, quindi, però quando ha giocato sempre esterno. Quindi... No, l'aveva messo la prima partita quando aveva messo Miali e Antonio Valente fuori di ballo. Vabbè, adesso non esageriamo, ragazzi, comunque terzi in classifica grazie a Valente. Infatti. È in un momento un po' di crisi della squadra, anche lui un pochino in confusione probabilmente, però sai cosa, secondo me non drammatizziamo un pochino, secondo me, dalla parte della crisi è che Valente secondo me è un monoschema, cioè dici sono in crisi, mi mancano i centrali, difendo a 4, no, difesa 3, difesa 3 e 2 sottopunta che pressano, punto, quella è la sua formazione. Ci prova Rizzo, una bella discesa sulla destra, apre bene per Nova cerca il fondo, bello il cross, rischia un po' la Povercelli con un doppio quasi autogol, poi riescono in qualche modo a cavarsela. Lecco che è andato a servire in palloni complicati per la retroguardia piemontese qui dalla destra, sono però riusciti a liberare in entrambe le occasioni. Creato un po' di scompiglio nell'area piccola quel pallone di Nova. Sì, anche il secondo tentativo, però sono riusciti a cavarsela. No, dicevo, è un po' monoschema, cioè hai difficoltà a segnare, metti 2 punti, invece no, lui comunque continua, anche quando metteva, se vi ricordate, alla Wii, lo metteva ma sottopunta, non facevano i 2 centravanti. Eppure lui ha detto che con Parker, l'ha detto 2 volte di fila, settimana scorsa e questa settimana alla vigilia in conferenza stampa prepartita ha detto ci potrebbero essere delle occasioni in cui 2 punte vere potrebbero farci comodo. Però si è subito smentito. Attenzione Nova sulla destra, cross rimane lì, lo contengono. Qui, no. Però posso dirti, siamo al 60°. Quale momento migliore di provare adesso con Parker? Sì. Per 10 minuti poi togli Parker. Certo. Ci provi perché sei sotto 2-0 al 60°. Sì, ha fatto i cambi di ruolo, ha cambiato gli esterni, ha cambiato il centravanti e ha fatto i cambi di ruolo. Rischia anche Marrone. Io però veramente sono un po' colpito dai tanti errori individuali oggi del Lecco. Non lo so, non me lo spiego. Non so se vi ricordate, la prima partita dopo Natale avevamo pensato fosse un carico di... Sì. Invece in realtà il calando è iniziato già da lì. Guarda mamma mia Rizzo, per fortuna che arriva Furrer, no non Furrer, Metlica da aiutarlo, poi Rizzo va da solo verticale. No, doveva aprire a sinistra, invece va a centrare da Konate che rientrava da fuori gioco.
Conate si stava giustamente spostando e invece Rizzo lo ha cercato. E tra l'altro adesso è Rizzo che si deve rifare tutto il campo. E qua si prenderà il giallo, no? No, si prende il fallo per poter rifiatare. Poi c'è fuorigioco per noi, era fuorigioco di rientro. Sì? Sì. Però bella l'azione di Rizzo. Intanto è rimasto a terra Lovisa. Sì. E qua ragazzi, se si fa male Lovisa, chi entra? Deve mettere È per uno forza Romanio qualcuna. Allora, qualcuno Miali, sarà... no, beh, Miali può fare il braccetto. Sì, però sì, voglio sì. dire, dalla panchina di quelli titolari qualcuno sarà vivo, cioè nel senso potrà giocare 10 minuti. Se no è inutile portarli. Dipende. Cioè, non portarli. Sono d'accordo con te. Portarli, cioè. Beh, ma anche perché Ferrini è in panchina ormai da un mesetto. Ma lui è già rientrato, sì, infatti. Da Ma non gli ha dato un minuto. Non ha mai giocato, non capisco come mai. Cioè, se per riprendersi dovrà giocare prima o poi qualche minuto. Non so, boh. Cambio Lovisa, per Lovisa. cambio. E vediamo adesso cosa farà. Se metterà Miali o finalmente o Romani o Ferrini o Critta, perché il ruolo è quello da coprire. E però Battistini dovrebbe andare a destra. E per a sinistra chi va? Vediamo se Ferrini. Vediamo chi mette. Il ruolo è il suo. Sì, o Fausto dice Battistini perché forse è quello meno, cioè il più sano forse. Boh. Qualcuno da casa prima si chiedeva perché non ha giocato Battistini, visto che ce l'hai, fallo giocare, scriveva Gabriele. Walter, ciao a tutti, mi sono collegato adesso, ma cosa succede chi gioca in difesa? Quelli che c'erano, Walter, al netto di Battistini. Al momento che non lo sta sostituendo. No. Forse Non perché c'è non è pronto nessuno. Fausto? No, c'è anche da tenere in considerazione il fatto che tu fai entrare dei giocatori che arrivano da un post infortunio Su questo campo campo. Sì, quello decisamente. Con infortuni muscolari. Tanto Nova sulla destra si propone dal fondo, Nova il cross sul secondo palo, la palla rimessa in mezzo, Konate scivola, palla però appoggiata dietro per Metlica non riesce a liberare il tiro. Si torna da Anastasini, cross dentro, la palla su, chi era quello? Sembra una partita di rugby. Tanto qua la spinta di Comi sul giocatore del Lecco, fischiato il fallo. Ma Nova molto intraprendente, Nova. Sì, stavo dicendo io, Nova a differenza di chi c'era prima Bonaiti. arriva sul fondo cross, ma anche perché probabilmente è più il suo ruolo. E io Nova, ripeto, io ero convinto fosse una Ferrini, finalmente finalmente. Rientra un Ferrini che non vedevamo l'ora di rivedere perché è da ottobre che è uscito, ottobre-novembre, non mi ricordo più. 3-1 della Triestina sull'Inter. Konate la spizzata, guadagna la rimessa laterale. ce lo prendiamo volentieri questa vittoria della Triestina sull'Inter che rimane almeno lì a 39 insieme all'Alcione Milano. Vai sotto così. Rimane lì, anche se Stai lì un attimo. l'Alcione che ha vinto ci guadagna. Noi ci stiamo riposando. E più 6 comunque sulla quarta, ragazzi, cioè in questo momento dovremmo proprio morire nelle prossime settimane per farci recuperare. Palla dentro in area, rimane lì, Konate si litiga il pallone siamo in con 4, non riusciamo a... E poi prendiamo magari anche la ripartenza. Adesso arriva la palla rimane lì, ragazzi, cioè impressionante. Non scorre. Ferrini, primo pallone dal rientro. Sai ancora Metlica, il servizio profondo per Nova, era interessante ma viene anticipato il numero 73, poi Rizzo intercetta. Comunque Rizzo una Sai buona Rizzo, partita. Anche da braccetto. Sì, non mi è dispiaciuto per niente. Cioè... Qualche errore di troppo. Però sai cosa? È qualche errore ma sempre un po' è andato a recuperare poi dopo l'errore, no? Quindi... ma a me Rizzo piace, però forse... No, ma è chiaro che è adattato lì. Esatto, certo. cioè con uno dietro che lo copre forse è ancora meglio. Marrone, passaggio per Metlica, il campanile per Konate, la torre per Duca, poi ancora Konate che combatte lì sulla tre quarti. Niente, seconde palle, siamo in 5 ma sono sempre loro, sempre. Ma questa è una costante degli ultimi... Tanto qui Bonaiti che abbatte Comi. Bonaiti che quindi si è spostato a mezzala, giusto? Sì, è centrale adesso, centrale dei due di centrocampo, due Metlica. Sì, qua. Qui blocco di Comi e Sì, Bonaiti gli si schianta contro. Travolge. 67, il tempo ci sarebbe ancora, ma non siamo riusciti comunque ad arrivare in questa ripresa. Beh, Konate sta facendo un po' di casino lì davanti. Sto notando che comunque di fisico sta andando a fare un po' di casino. Poi dopo, come dicevi tu, le seconde palle ancora non le vediamo manco col binocolo. Però Nova, Konate,
sono entrati bene. Anche qui intercetto di Ferrini, bravo a trovare il pallone. Attenzione, non perdiamolo qui con Pellegrino. Palla per Metlica, che adesso è regista unico della formazione bluceleste. Ci vediamo a una pausa, torniamo subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Lo lasci 10 minuti, ci provi. Allora, sta maturando sul campo la 6ª sconfitta stagionale in questo momento. A fronte di 13 vittorie e 6 pareggi. Non 5 pareggi. No, 6. Questa è la 25esima sì, domenica no, abbiamo pareggiato partita, l'ultima, sì. Quando qui ci prova Anastesini, viene atterrato. Mancheranno poi 13 partite, giusto, no? Sì. Alla fine del campionato, con una classifica in questo momento diventa terzo, a 2 punti ancora, quindi lotta ancora con il Brescia, che ultimamente sta perdendo qualche punto anche lui. Non cambia granché in realtà in termini di classifica, È più il momento che non è proprio anzi, però se, diciamo, se nel momento negativo la classifica più o meno rimane così, è un buon, va anche bene. No, anche perché è probabile che poi ci sarà tutta una parte finale se dovessero rimanere più o meno così le cose, di campionato in cui avrai tante partite di stanca, le ultime 3 o 4 giornate secondo me, perché non ti cambierà quasi nulla in classifica, quindi, ma anche le motivazioni un po' in vista dei playoff calano, ecco. Poi c'è anche un discorso dei nuovi che sono arrivati, cioè questo qui è un momento proprio di passaggio. Sì, devi amalgamare. Un momento di passaggio e... Comunque, ridendo e scherzando, sono arrivati. Allora, oggi dei nuovi giocavano Duca e Parker. In panchina hai Konate e basta. E poi hai fuori Basili ed Urso. E Urso, c'è anche Urso tra gli assenti. No, come che si è fermato proprio ieri. Come acquisti, diciamo, no? Come acquisti abbiamo sistemato un po' la fascia sinistra mettendo una persona in più, no? Da cambio. 2 punte, cioè 2 attaccanti, diciamo, 2 attaccanti e 2 centrocampisti offensivi. Abbiamo fatto questi acquisti qua. Forse siamo un po' scoperti, abbiamo un po' la coperta corta sulla destra. Sulla destra abbiamo un po' la coperta corta. Poi dietro si spera che rientrino. Grassini è rimasto? No. Grassini è fuori rosa. Dietro è rimasto. Si spera che rientri. Sì, non è stato ceduto. È stato messo fuori rosa come Alaoui, che però Alaoui c'è Sipos. Ho visto Sipos. E è avuto una visione, visto Sipos. No, è lì che si prepara a entrare. Alaoui che invece è fuori squadra, ha giocato con la Primavera, ieri ha segnato. C'è per lui una pista svizzera, se non sbaglio, quindi possibilità sul mercato svizzero che ancora non è chiuso. Fa lo spallone con la Svizzera. Cosa, Fausto, scusa? Al massimo lo utilizzi per la Primavera se non riesci a piazzarlo. Sì, comunque io credo che in Svizzera lo vogliono dare in prestito comunque la Wino. Però questo non è, per la Primavera non penso che sia male. Sta cercando di vincere il campionato, sei un punto dal Como. Punto dal Como, no, infatti. Stanno molto bene. Palla dentro con la sponda. Porca miseria, ci ha provato Duca calciando, è scivolato. Porca la miseria. Parte su è giallo. Ma secondo me non è neanche fallo, No, non gli ha dato no, Marlon era fermo, è con adesso che gli è andato addosso. No, fischiato se avesse dovuto, cioè era giallo. Era giallo. E avrebbero chiesto loro la card per il rosso, secondo me, perché Marlon era l'ultimo a centrocampo e poi era involato verso la porta. Ci sta provando con Marlone con moltissima posizione ed esperienza è riuscito a non fare neanche fallo. Lecco ci sta provando, questo dobbiamo dirlo, ma sì, diciamo che al momento occasioni non ne ha costruite granché. Arriviamo in area e lì cadiamo un po' in questo fango, no, del campo, proprio letteralmente ci impantaniamo lì, nel limite dell'area.
o nell'area di rigore avversaria. Tanto qua combattiamo e recuperiamo palla a centrocampo, riesce in qualche maniera a svicolare Nova, anzi a Pellegrino qui sulla destra, poi Metlica, adesso Nova che torna da Pellegrino. Vediamo se riesce, no? Pellegrino ancora Nova, siamo qui sulla destra, il servizio profondo per Metlica sbagliata. Ma Pellegrino che sta giocando praticamente a tutto campo, perché svaria molto su tutto il fronte. Si fa trovare pronto, però al momento non riesce a trovare il servizio. Eccolo, Sipos. Vediamo chi toglie. Quindi gli dà un quarto d'ora per Duca. Giusto? Quindi Duca, mi sposta. pare. E allora ecco le 2 punte adesso, no? Sì. Sì, vediamo che non faccio fare il trequartista a Sipos perché... Sposterà Pellegrino più a destra, non so. Tanto Konate combatte, Nova non arriva. Palla ribattuta nelle retrovie blu-celesti, con la rimessa laterale di Rizzo. Metelica vicino a lui. Cioè diciamo 2 punte vere ora abbiamo in campo, no? Ferrini. Konate e Sipos. Quindi... Ferrini va dalla parte di Anastasini che adesso arretra a fare l'esterno di difesa, non essendoci più Duca. Bello lo scambio con... non ho visto chi. Anastasini però però arriva a supporto, non so chi sia, la conclusione, Sipos guadagna l'angolo. Pellegrino era Pellegrino. Continuiamo ad arrivare a calciare ma con delle fetecchie. Sipos con la sola presenza guadagna Con la sola l'angolo. imposizione delle mani. E guarda, Sì, no, è vero. con la sola presenza, guarda, ha guadagnato l'angolo. L'hai detto, buttala Sono il fuori. capocannoniere. Dai, buttala fuori. Calcio d'angolo per il Lecco. Dai ragazzi, sinistra, ci stiamo Metelica. provando. Quarto corner della giornata. Battuto vicino, Anastasini, Metlica, la Bello! palla dentro! Di un Chi soffio. è che si è divorato il gol del 2-1? Bonaiti. Bonaiti, sì. Sul secondo palo. L'avevo vista impattata in quella palla, invece non è riuscito. Sai che forse sarebbe stato fuori gioco. Questo non puoi non segnarlo, Non doveva angolarla, cioè Doveva proprio farsela rimbalzare sulla fronte. Doveva star lì fermo. Anche, diciamo, andare anche all'indietro, perché doveva Anche proprio, perché era 1 metro dalla porta. doveva smorzarla in porta. Invece perché- gli ha dato come se fosse stato più centrale, no? Invece era già defilato. Sì, perché ha provato a spizzarla. Invece doveva proprio impattarla e basta. Neanche senza dargli forza. Tanto entra Pino. Chi è Pino? Detto Giuseppe. Pino. E Clemente, detto paziente. Pino e Clemente entrano. Vediamo chi esce nella pro. Allora, l'enigmista, autore di uno dei 2 gol, tra i migliori tra i piemontesi, e Clemente non si sa, non è uscito nessuno. penso il Gioca su giocatore che 13, era rimasto a in 12. terra, era rimasto a terra il giocatore in area, e Clemente ha detto entra al posto suo. Parte la battuta di Livieri da Peccato, fondo. quel Bonaiti lì, in quell'occasione di prima, tornando a quell'occasione, da lì devi segnare però, cioè, lì a questo punto avresti un quarto d'ora di fuoco, avresti avuto, no, per cercare di pareggiare. Beh, se guardi lui e Duca subito all'inizio della partita e adesso Bonaiti hanno avuto 2 occasionissime. Sì. Senza tirare, però il campo, come ho letto, fa pietà, Walter, ha voglia se fa pietà. Oggi proprio peggiore giornata in cui giocarci. Facciamo risuscitare i morti. Ieri l'Inter, oggi la Pro Vercelli, scrive Alp. Puntare l'uomo in fascia mai. Butta dentro anche Critta, scrive Paolo. Ormai penso che i cambi li abbia finiti, no? Sì. Perché ha messo Nova... Infatti la prima tornata ne ha fatti 3 in un colpo solo. E poi ne ha fatti 1-1, giusto? Perché ha cambiato prima Lovisa con Ferrini Sì, e poi Sipos. esatto. Eccolo Sipos, la sponda! E non riesce ad andare Bonaiti. Alessandro parla gente che non ha mai visto il Lecco in eccellenza sui campi di patate, robe da pazzi. Insomma. Ha voglia. Il tappeto di Lavagna è stata una delle ultime cose viste. Mi ricordo a Lavagna il tappeto proprio, perché c'erano i cross del Lecco che prendevano il tappeto, l'orlo del tappeto e si impennavano. A Lavagna tra l'altro erano bravi a fare le linee con il gessetto. Ma manco. Allora noi possiamo parlare. Esatto. Volevo dirlo io, ma lasciavo che lo dicessi tu, Fausto. Beh, oppure non mi ricordo Non mai so se con chi ce l'avesse, ma perché poi c'è Appello un messaggio dove che cavolo era- era che avevamo il sole contro perché
era contro sole la tribuna. Mapello era impossibile. Io mi ricordo fare la telecronaca a Mapello, la inventavi perché col sole in faccia non... Sì, non riuscivo a vedere niente, non ma... vedevi niente, No, ma Una io mi ricordo volta- Guzzano, dove c'era la Guzzano. collina, non c'era la curva. Fausto? Sì, una volta, non so se c'eri anche te a fare la radiocronaca, ma io e il Caste, oltre a riparare il computer, dovevamo tenere anche un ombrellone che ci hanno messo sopra per ripararci dall'acqua. C'era acqua e neve. Ah, non è a una Mapello. tormenta. Mapello era, sì. secondo me. Sì, mi ricordo. Io quel giorno, il giorno dopo avevo la febbre, io mi ricordo. Ho preso tanto di quell'acqua anch'io. Sì. Siamo tornati a casa praticamente in Furlan, che parata, dal nulla. Una stella filante della Chi ha tirato? Provercelli. Un gran mancino. Non so se ve lo ricordate il gol di Savicevic in finale di Coppa dei Campioni. bravo, Bello bravo, con a te per bravo, Nova. perché- Nova per adesso è costretto a defilarsi. È solo. Dategli una mano. Bravo Nova che si guadagna il fallo vicino alla bandierina dell'angolo. Molto bravo Nova. Vediamo il tiro di prima. Comi. Il capitano Comi. Sul primo palo e Furlan che è costretto a immolarsi, andandosi a sbattere sul palo, però salvando dal 3-0 il Lecco, che sarebbe stato, diciamo, la pietra tombale, penso. E allora annotiamo un'altra occasione per loro al 78esimo con questo tiro di Comi, su cui quasi va a schiantarsi contro il palo Furlan per deviarla un po' inaspettatamente. Punizione. Sì, andava Metlica. sotto la traversa anche quello. Ah sì, era indirizzato bene. Metlica per il corner Dai, corto. bel cross Metlica qua però, Qua col destro va. Che abbiamo anche adesso, insomma, c'è Konate, Sipos. No. Su lungo. Secondo Ma palo. non riusciamo a batterli mai bene, angoli di punizione. Bonaiti tiene in gioco il pallone, poi guadagna la rimessa laterale. Anastasini. Dai vicino ragazzi, a che un gol la riapre. Metlica che è arrivato sulla sinistra, poi Anastasini. Vai. Riesce in qualche maniera a saltare l'uomo, a mettere il cross sul secondo palo. Nova la mette dentro, non riesce a girarsi con a te, la palla ancora al centro. Ma non puoi non segnare da lì. Poi ancora, no, ma non puoi non segnare dall'area piccola. Nova ancora, dove cavolo è finita la telecamera? Metlica allarga, sì, ma non puoi non segnare da lì. Anastasini con la parte esterna Anastasini ancora, il cross non passa, poi forse il fallo e poi spariscono le immagini. Ma dall'area piccola non puoi non riuscire a segnare. È andato con cosa? Con la punta, con l'esterno? No, con l'esterno, con la parte esterna del Sì, ma senza dargli lo schiaffo, no, appoggiando. proprio. Andiamo in pausa su questa grande occasione per il Lecco. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Ancora Lecco in avanti, oramai fisso, non qua? c'è fallo qua. No, niente. Dicevi Ste, Nova da quando è entrato ti sta piacendo? No, vai, ma poi intraprendente, cioè coraggioso, cerca sempre il fondo. Anastasini di là va un po' più sul dribbling, un po' più fatica nel trovarlo, però... Tra l'altro è una bella sorpresa Nova, perché l'anno scorso non lo avevamo mai visto praticamente, no? No, ma poi io ero convinto fosse un centrale, ripeto, quindi... Cioè, mentre Miali e Anastasini li avevamo già visti l'anno scorso, Nova forse aveva esordito, ma non... Tanto qui, bravo Rizzo a mettere il fisico su Akpakpro. Ferrini, sbaglia il tocco, vediamo se recupera Anastasini, no, non ci riesce. È troppo lungo il tocco di Ferrini in quel caso. Akpakpro difende palla. Provano adesso loro a tenere un po' il pallone, Buruano, su di lui Bonaiti che combatte come un leone e poi Rizzo in qualche maniera, ma la palla non riesce a essere tenuta dai giocatori del Lecco. Poi la Provercelli che la butta in avanti un po' a casaccio, ma riesce a trovare Clemente, Opino, non ho visto bene, là sulla destra cerca di perdere tempo e Anastasini bravissimo a guadagnare. No! Ma non l'ha toccata Anastasini, ha dato l'angolo, ma è un regalo. Non l'ha toccata. Guadagna l'angolo alla Provercelli, secondo me Anastasini non l'ha toccata.
E però scorre il cronometro, 83esimo. 83esimo. El Busciatui va alla battuta dell'angolo dalla destra al fronte offensivo piemontese. Siamo nell'84esimo minuto, 2-0 per Vercelli, si disputa al centro dell'area tra Ferrini e Comi, c'è anche Sipos in quel blocchetto di 4 uomini. Parte la battuta al centro, Isma Konate allontana, poi non riescono per i giocatori blucelesti a liberare, rimane la Vercelli in avanti. Si va dalle parti di Clemente sulla sinistra, bandierina dell'angolo, Clemente tiene palla e poi cosa è successo? Lo confermo. Ma cosa stanno dicendo? Rimessa laterale, ma non è uscita la palla. Rimessa laterale per il Lecco. Dai, abbiamo adesso 2 punte su una bella palla lunga. Ferrini invece va corto su Anastasini. Anastasini non trova compagni liberi, torna da Ferrini, ma butta su sta palla. Marrone, vediamo se lui che ha il piede, no neanche, Rizzo. Vediamo, Rizzo porta il pallone, oltrepassa la linea di metacampo, Akpakpro lo recupera, va da Nova. Nova punta orizzontale al centro del campo, serve dietro Metlica e si torna indietro. Hai 2 centravanti e continuiamo a tornare indietro. Alla fine Marrone finalmente fa partire un servizio filtrante, spizzata verso Nova sulla destra che adesso potrebbe mettere il cross, trova l'angolo. Quinto angolo per i blucelesti. Però adesso hai Konate, hai di Sipos, buttagli su un pallone. Sì, se Metlica poi fa cross come quello di prima. Neanche angolo, scusate, rimessa laterale. Butta dentro. Dietro Marrone, va secondo palo, palla dietro, la conclusione alta di Ferrini. Ferrini ce l'ha il tiro, ci ha provato, alto sopra la traversa, cambio probabilmente adesso, ancora cambio per loro. Sì. Noi l'abbiamo finito. Esce Akpakpro ed entra Mallahi che è un esce Comi ed entra Satriano. Allora, Satriano è l'ex Inter? Gio Satriano, non so se può essere Antonio Satriano, no, non penso. E il giocatore della Vercelli che ovviamente rimane a terra perché... L'altro mi hai detto, allora, Mallahi per Akpakpro? Sì, e Comi con Satriano. E vediamo questi ultimi 5 minuti più recupero, questa volta sarà abbondante o no? No, non credo, 5 minuti, saranno 5 minuti classici. Beh, in teoria... Non ci sono state grandi interruzioni. 4 minuti, 4 dovrebbe esserci... Poi c'è stato adesso il gioco fermo, 5 minuti ci stanno secondo me. Sì, l'ho vista anch'io però. Akpakpro che finge un blocco è tutta la vita I. Finisce il blocco della... Akpakpro sta claudicante. Finalmente riprende la partita, si è perso un minuto buono. L'ho vista su Instagram, in realtà è una che si crea le immagini così per una guardaline, sì, non so se... Vabbè, comunque, è una finta guardaline. Attenzione, tiro addirittura vedendo Furlanda fuori area, fuori dalla porta, ma velleitario da parte della Pro Vercelli. Vediamo se Lecco ne ha ancora per cercare almeno il gol del 2-1. Diciamo che nella ripresa comunque la reazione c'è stata, almeno quella. Sì, beh, le occasioni abbiamo anche avute. Anche abbastanza clamorose. Senza mai calciare in porta, tra l'altro, no? Cioè sempre lì davanti a 1 metro dalla porta. Però... Beh no, in teoria ha calciato prima, ma una roba che è andata più lenta. No, quella dopo, quella che Konate ha dato dietro, e poi non mi ricordo chi con l'esterno, ma ha provato... Ha spinto il pallone, ma non è riuscito neanche a calciare. Ha spinto il pallone, ma... Non mi ricordo più chi era stato. No, anche io non ho avuto... Non ho ben capito. Nova sulla destra, il fondo, angolo. Bravo Nova però, perché... Poi Nova punta sempre... Nova bene. Secondo me è uno su cui insistere, no? Va Anastasini a battere l'angolo. Metlica probabilmente si piazzerà al limite dell'area per eventuali ribattute. Anastasini
parte la battuta, bella, in difficoltà la Provercelli. Il gioco fermo ancora. Perché? Non so, fallo sul portiere. Però buona la battuta. Peccato perché ha messo in difficoltà la Andiamo. Provercelli. Oh, niente. Si capisce. Ha sbagliato l'uscita, Livieri. Non si è capito. No, Livieri ha sbagliato l'uscita e ha fischiato fallo. È caduto e gli ha fischiato il fallo. Sì. E niente, 88esimo, qua partita che ormai rischia di essere finita. Però sai cosa? È quasi stato peggio perché ti ha fatto pensare che comunque l'avresti potuta gestire meglio sta partita e giocare meglio, perché comunque le occasioni alla fine qualcosina sei riuscito anche a portare dalla tua, però hai lasciato troppo spazio e campo alla Provercelli in precedenza. Altro giocatore della Provercelli che muore in campo, arbitro che fa segno, guardate che bello il mio orologio. Andiamo, no, finalmente un lancio lungo, vediamo. Sipos, Konate la mette giù, fallo su Konate, non fischiato. Sipos prova a recuperare palla, però vedi, già un lancio lungo abbiamo subito messo in difficoltà la loro retroguardia. Metlika, pallone per Konate che di testa la spizza ma non c'è nessuno vicino a lui. Rilancio della retroguardia bianco-nera, giusto? Sono bianco-nero, sì. Palla sì, dietro bianchi, verso Marrone. Marrone a testa alta, lancio profondità dove c'è Konate, generosissimo Konate. Scivola anche. Poi dietro di lui scivola, non ho visto chi. Pallone recuperato da Marrone per Metlika che cerca di mettere un po' d'ordine in questo tentativo di assalto. Da casa lamentano che però non ci sia stato neanche un tiraccio sporco, insomma un po' un quello, infatti noi non è che tiriamo, aspettiamo di avere l'occasione pulita, devi tirare. Sì. Tanto tentativo di lancio, profondità. Attenzione perché qui più Metlika veloce. in copertura. Bravo, bravissimo Metlika. Gioca in sull'anticipo copertura. e fa bene. Riparte Rizzo, c'è Nova, 6 minuti, beh dai ci stanno, su, 6 Tanto minuti. vediamo qualche immagine della partita dalle istantanee del nostro Matteo Bonacina che come al solito anche oggi allo stadio, a bordo campo. In serata poi le scene after match sul nostro canale YouTube, domani lunedì sera il blu e il celeste. Nova e poi tutti cerca di tagliare in contenuti orizzontale sulla partita lo scambio bello qui sulla destra, poi Rizzo il cross troppo alto per Konate, peccato, e poi l'angolo comunque 4 giocatori blucelesti, però sul colpo di testa arriva il giocatore della Pro che mette in calcio d'angolo. Bello il cross, 6 minuti di recupero, dai. Troppo alto per Dai che un Konate. gol adesso accende questo recupero. 5 minuti ne manca. Chi va alla battuta? Metlika. Beh, loro nella ripresa hanno subito tutto il tempo, hanno provato in rimessa. Beh, un paio di occasioni hanno avute, sì, quella parata di Furlan. E il palo anche di Comi. E il palo di Comi, bravo. Sì. Però negli ultimi mezz'ora, diciamo, hanno fatto un po' più di fatica. No, beh, anche noi abbiamo avuto le nostre 2 occasioni. Tanto palla corta per Anastasini, ritorno per Metlika che sbaglia completamente il cross, secondo palo messo fuori dalla Provercelli che prova a ripartire. Attenzione che prendiamo la ripartenza, poi fortunatamente sbaglia tutto. L'idea era buona, ma totalmente sbagliata dalla Provercelli. Sì, Mallachi che dà una pallaccia, mentre c'era forse Comi da solo che andava. Konate prova a prendere il pallone, non ci arriva. Lecco che in qualche maniera però riesce a rilanciare la sfera su Nova. Il giocatore della Provercelli che cade da solo! Fischia il ma fallo, cade da solo! Peccato perché poteva davvero essere una bella occasione. Con Nova che sarebbe entrato da destra in area. Peccato. Arbitro che non ha fatto errori clamorosi, ma ha sempre fatto un po' un occhio di riguardo verso la Provercelli. 4-1 della Triestina contro l'Inter. Rimessa di Livieri, intercetta Nova, poi però la Provercelli che recupera, fasi confuse a centrocampo, c'è un fallo ai danni dei blucelesti, quindi si riparte dalla battuta di Marrone, anzi lascia addirittura Furlan. Vabbè, troppe seconde linee, anche se Valenti dirà che le seconde linee non ci sono, che la squadra... Qual è la solita cosa
Attenzione, la palla dentro, però non tiriamo. Anastasini, cross dentro, di testa ci proviamo ma non riusciamo a deviare verso la porta, poi la palla rimane lì, il giocatore del Lecco che va a terra ma non c'è niente. Fallo di fondo. 3 minuti alla fine di questa partita, è diventata una sofferenza. Tra l'altro eravamo in condizioni di dover buttare una palla da disperati in area e ho visto Konate che era fuori area, cioè era dietro alla linea del pallone, quindi troppi... 2 minuti e poco più alla fine con la rimessa di Livieri dal fondo e più che altro speriamo che finisca in fretta questa fase, anche se poi ci troviamo con l'infrasettimanale subito a ridosso, quindi non so quanti ne recupererà. Ma lo capiremo subito dalle prossime 2 partite, se tutti quelli che erano in panchina adesso li butta dentro, vuol dire che erano recuperati, tanto qua una scelta e li ha recuperati. Quindi vediamo. Rosso diretto per 2,45 Satriano, che è appena entrato, la prima cosa che fa è procurarsi calciato da dietro, che è Rizzo, vediamo se valeva il rosso. Sì, netto, rosso netto, ma piede a martello sul tendine d'Achille di Rizzo. Ha sbagliato perché poteva fare lo sgambetto classico e prendeva giallo. Invece no, invece è entrato in piede a martello sul tra pallone. l'altro a centrocampo, che bisogno hai? Ovviamente loro si giocano la card. Certo. Per me è rosso netto, perché è entrato a piede a martello sul giocatore che stava andando via. Anche perché tra l'altro, come dici tu Rinaldo, cioè fagli lo sgambetto ci sta, è antipatico, ci sta. Invece gli ha pestato, però aspetta, vediamo. No, l'intenzione di andare così. Se gli ha preso la parte alta è rosso. No, gli ha preso dal polpaccio in giù, sul tenere dove c'è il tenere d'Achille più o meno. Se gli ha preso sopra la caviglia è rosso, sicuro. No, ma poi poteva sembrare uno sconto di incrocio. Lì, fai tac. No, ma sembrava quasi che stesse incrociando le cose, invece no, lui ha proprio allungato il piede. No, è chiaro. Secondo me è rosso. Finale anche Albino Leffe pro Patria 2-2. Scoccia solo perché non ci interessa il giusto che sia rosso. Scoccia solo perché qualche occasione alla volta ti lascia l'amaro in bocca di dire se ci avessimo creduto di più, se l'avessimo giocata meglio. Sì, non era impossibile da riprendere questa partita. Ma rosso, confermato. E ovviamente il giocatore adesso si farà tutto il campo ai 2 all'ora. Ma tanto è finita ormai la partita. In teoria è un minuto che non giochiamo. Un paio di minuti li dà ancora adesso. Guarda, vedi che allunga il piede per andare sul tallone, quindi c'è tutto rosso. Diciamo che ovviamente Satriano si sta rendendo molto simpatico. Tanto stai vincendo 2-0, ma esci. Cioè, un paio di minuti adesso gli dà ancora. E in teoria dovrebbero giocarne ancora 2. Sì. Non so se ne sarà solo 1. Ma il pallone l'ha giocato Satriano quando è entrato? No, secondo me no, non l'ha mai toccato e la prima cosa che ha fatto è stata toccare come dicevi tu, il tallone d'Achille di Rizzo. Ma Furlan dal centrocampo diretto in area, non riusciamo neanche a mettere il pallone dentro. Fallo di fondo. Si posa a terra, che almeno ci si posa a terra, si riprende. Vediamo se arriverà subito la fine o recupererà ancora qualcosina il direttore di gara, che è il signor Mazzer di Conegliano Veneto. In teoria anche nell'ultimo minuto non si è giocato. Stiamo già arrivando quasi alla fine del 97esimo minuto, sui 6 di recupero, ma è stato fermo il gioco per l'espulsione di Satriano vista di Gio Satriano. Chiedono... Cosa chiedono? Il VR il Lecco, probabilmente per l'intervento su Sipos. Vabbè, ma che te ne fai? Questo qua continua ad andare avanti e indietro a vedere il modo. È lì che dice mancano 30 secondi, sta finendo, manca 30 secondi, sta finendo. Che senso ha adesso? Beh, fa giocare, fa segnare un gol a Sipos, dai. Ci provi. Dai, che ne so. Sono un po' perplesso, ecco, su questo. Ti perplime. Mi perplime molto, perché vediamo. Ma non c'è niente.
Aspetta, però dopo poi. Facciamola finire ragazzi sta partita che sarà meglio. È inutile, cioè hai rischiato solo che si facesse male Sipos qua. Che infatti va a farsi medicare lo stinco. Diciamo rinfrescare. Quella bomboletta magica, sì. Siamo nel nono minuto di 98esimo. Oggi abbiamo, ridendo e scherzando, ci siamo fatti 17 minuti di recupero, sì, più o meno, tra primo e secondo. Più 8. 8 e 9. Siamo nel nono adesso. 107 minuti giocato. Forse l'ha tirato per la mano. Ma secondo me non c'è niente. Potrebbe anche regalargli il rigorino, tanto non cambia niente. Siamo qua in attesa. Più che altro c'è gente che vorrebbe andare a casa oggi, quindi... Beh, anche di allo stadio, no? Dico... Com'era il meme, quello cos'è di Homer Simpson? No, di Bart Simpson. Basta, non lo vedi che è morto. Andiamo? Niente. Tanto alla fine non cambia mai niente, perché si sapeva, voglio dire, no? Ma secondo me poi l'FVS fatto in Serie C non hai neanche più inquadrature o cose così, quindi non è che dici l'arbitro vede qualcosa di totalmente non visto. Cioè l'arbitro vede qualcosa in campo, decide, poi se le immagini lo sconfessano in maniera, diciamo, convincente, cambia idea, se no non cambia idea. No, ma poi non avendo neanche inquadrature, diciamo, da dietro, che gli danno una visione diversa. Esatto, è anche difficile che l'immagine cambi, che dica qualcosa l'immagine. Certo. Adesso un minutino e poi sarà Fausto? finita la partita. 99esimo. Io in quel campionato qua sta cosa la toglierei. Sì, l'FVS? La toglierei. Sì, anch'io. Cioè, fatta così è un mezzo aborto. Ma poi non so se è una sperimentazione quest'anno e vogliono capire l'anno prossimo cosa fare. Non ci sono abbastanza immagini, non ci sono. Quella su Bonaiti la devi fermare, devi vivisezionare, devi vedere più vederla anche, dovresti vederla da più angolazioni. Tanto si continua a giocare, ma centesimo, non so cosa sta aspettando. Io lo dirò sempre fino a quando avrò la voce, che invece di tutte queste menate qua, che mettessero il tempo effettivo, perché anche qua sta partita siamo già alle 4:30 e non è ancora finita. Sì. Cross, niente. Non ci arriviamo. Si continua a giocare a oltranza finché non segna il Lecco, pare che si gioca. Rizzo, prova a sfondare sulla destra il cross, niente. Tanto possiamo stare qua fino a domattina, ma al centesimo. Non siamo riusciti veramente a mettere mai la palla verso cioè a tirare in porta. Partita storta con formazione di fortuna, scrive Giancarlo. Non disperiamo, forza Bagai. Stiamo attraversando il primo periodo della stagione. Roberto, sì, come dicevo io prima, un punto nelle ultime 3 partite. Serve calma, far passare la tempesta e tornare a far punti. Silenzio tombale allo stadio, scrive Samuele. Più che altro, sai cosa? Bisogna recuperare i giocatori e sistemare sto campo. Però Fausto con Sonny ci scrive una cosa: sono 3 partite di fila che passiamo senza tirare, e non ha tutti i torti. Arriviamo lì e poi ma ce l'abbiamo, posso dire, non è un difetto di oggi. No, è un difetto congenito che nelle ultime settimane, complice forse il momento, si è accentuato. Vabbè, diciamo, quando sei in periodo di crisi ovviamente i difetti vengono, si risaltano, no? Si amplificano, no? Quello è vero. Quindi, ripeto, andiamo dal Bino intanto. Abbiamo fatto 2 o 3 partite offensivamente importanti, per il resto non abbiamo mai fatto il gran gioco che dici oggi potevamo vincere 2-3-0 perché abbiamo avuto tiri fuori uno, ti rimporta uno, abbiamo fatto 2 tiri, loro 4 tiri uno fuori non importa, cioè 6-3 ne stiamo parlando. Beh, anche loro un tiro fuori 4 certo. in porta, cioè allora vediamo se c'è Albino. Loro 4 in porta e a tirare. Eccoci Albino, mi senti? Sì, mi sento, no. Allora, partita che si è confermata anche nella ripresa difficile, c'è stata però una reazione del Lecco, nonostante poi anche 2 occasioni grosse della Pro Vercelli, però quantomeno in questa difficoltà nella ripresa abbiamo notato con piacere che comunque la squadra ci ha provato, non in maniera pulitissima a volte, però. Sì, questa era l'analisi giusta della partita, anche se devo dire che io rispetto a certe partite che ci permettono il sorpasso, come si diceva all'inizio della gara, possiamo permetterci il sorpasso, o altre in cui abbiamo dovuto
distanziare i pesi quando eravamo secondi, le abbiamo sbagliate tutte, le abbiamo perse. È vero, Cioè, per motivo o per l'altro, ma... No, ecco, ma uno dei motivi secondo me è continuare a insistere a giocare sempre nello stesso modo. Noi continuiamo a palleggiare, in costruzione ci siamo poco, no? E quando ci siamo, noi siamo sulle fasce laterali e non facciamo cross, quando li facciamo, come abbiamo visto, mettiamo in difficoltà le difese, però se va bene così... E soprattutto Albino, che anche qualcuno da casa ce l'ha fatto notare, ma non tiriamo, facciamo fatica a tirare, non tiriamo mai, tiriamo pochissimo. No, non tiriamo in porta, stavo per raggiungere, c'è anche l'aspetto del non tirare in porta, che è una rottura di balle clamorosa, no? Sì. E siamo riusciti a far diventare una squadra di fenomeni, una squadra normale anche oggi. Sì, squadra, niente di eccezionale. Oggi a Trieste mi pare che l'Inter aveva preso 4 gol. 4-1 per la Triestina finita. Sì. Quindi voglio dire, adesso però si deve dare una svegliata anche quest'uomo qui in panchina. Sì, perché oggi, insomma, nelle ultime settimane qualche cosa l'ha sbagliata, questo va detto, qualche scelta, qualche... Mi senti, Albino? Sì, pronto. Mi senti? Sì. Sì, no, dicevamo qualche scelta l'ha sbagliata anche lui nelle ultime settimane, quindi è un po' un momento di confusione, diciamo così, no? Al di là, al netto delle problematiche che ci sono. Ma oltretutto, secondo me, più che di confusione è un elemento di testardaggine, perché confusione se tu cambi le cose spesso e poi non riesci a tirare fuori niente dal buco. Ma se tu fai cose come quelle che hai fatto fino adesso, sempre uguali, vuol dire che sei interdito su uno schema. Sì, anche questo è quello. Sì, è un po' l'integralismo, ne abbiamo parlato anche oggi con Stefano, durante la trasmissione. Può essere... Dimmi. Non vi ho seguito, ma sono d'accordo, perché questo l'integralismo, tu non cambi niente che possa avere un significato. Poi ti togli un uomo di destra, metti un uomo di destra, togli un terzino, metti un terzino, ma così voglio dire va bene. Poi, soprattutto nel momento in cui devi recuperare 2 gol, avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più subito. Ma aggiungo, benvenuti e ben ritornati sul pianeta Terra, perché noi con questa storia qui non è che andiamo tanto lontano, diciamocelo chiaro. No, certo, stavamo sovraperformando prima. Questo sì, certo, probabilmente sì, adesso però noi dobbiamo anche smettere di sognare e cercare di adattarsi a una realtà un po' diversa. Rimettersi un po' a remare, no? Che è quello che bisogna fare poi in campionati come questo. Da sottolineare, a te, come ti è sembrato il suo esordio? Volenteroso, ma più che altro è entrato per dare una mano. Sì, non ha fatto male, ma non ha fatto neanche bene, perché non ci sono state le occasioni per poterlo giudicare in maniera troppo positiva o troppo negativa. Mi ripeto, è un gioco in cui quando dobbiamo ripartire in velocità, ci fermiamo sulla riga del centrocampo e ripassiamo la palla indietro. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? No, così diventa difficile. Ma non è che lo facciamo da oggi, lo facciamo da sempre. Certo. Noi ripartiamo, siamo sotto, magari o siamo sopra, con il risultato non cambia niente, arriviamo a centrocampo, ci fermiamo e la palla la collochiamo al giocatore dietro di noi. Senti, mercoledì... Questa è una roba da correggere. Sì. Mercoledì si spera di recuperare qualcuno, quantomeno, no? Io credo che anche le scelte poi fatte, lasciando in panchina i vari Sipos, Battistini dall'inizio, Critta, nella speranza di recuperarli mercoledì. Allora, mi sembra che Sipos abbia problemi all'adduttore, Quindi c'è una ragione, se questa è la ragione vera, no? Però vediamo. Sì, visto però negli ultimi minuti non è sembrato stare malissimo, ecco, così almeno. No, però se giochi magari 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, certo. Quindi dice magari dall'inizio mercoledì non ce la fa. No, non lo so, bisognerebbe avere le notizie giuste. È anche vero che le alternative adesso ce le abbiamo, quindi da quel punto di vista lì siamo più coperti di prima con Konate, con Parker. Quindi... Sì, però è anche vero, però anche qui Parker è un po' che non giocava e lo si è visto, insomma. Sì, un po' di ruggine. Si è molto sbattuto, non sempre con profitto, ecco. No, ma anche perché non è ancora negli schemi, non si può in 3 secondi rimettere a posto un giocatore. Che è un po' il problema che abbiamo in questo periodo, no? Perché abbiamo tanti nuovi che giocano subito nel momento anche di difficoltà. Per esempio Duca mi è piaciuto molto. Ti è piaciuto? Sì, Duca. Sì, Duca ha fatto una buona partita. Sì.
Anche lui probabilmente schierato in una posizione che magari all'inizio non è proprio la sua, no? Credo. No, certo, ma poi ripeto, anche questa roba di prendere, avere i giocatori, metterli dentro subito non è il massimo. No, certo. Perché? Sì. Perché vuol dire che o hai grandissimi problemi, cosa che potrebbe essere, ma non è proprio così a questo livello, oppure, cioè, voglio dire, stai giocando la carta dei morti, l'ultima carta, no? Sì. Va bene Albino, ti lasciamo allora andare in sala stampa, poi ci ritroviamo mercoledì. Va bene, perfetto. Grazie Albino. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata. Chiudiamo qui in studio. Aldo, bisogna reagire subito mercoledì. Allora, da una parte c'hai subito l'occasione mercoledì. Sì. Allora, bisogna capire innanzitutto chi era in panchina, se da mercoledì è subito disponibile per dare un contributo fattivo a squadra e ripartire da lì con i titolari, perché abbiamo visto che Valente tiene sempre la stessa impalcatura di squadra, ma cambiando gli interpreti in maniera così massiccia in termini numerici il livello si abbassa. Vuoi perché tecnicamente sono magari inferiori i giocatori, vuoi perché non si trovano, perché sono comunque, se tu cambi per tre quarti la squadra, tenendo anche sempre la stessa impalcatura, magari la squadra non è così collaudata, no? E quindi il livello si abbassa, e questo è determinato, cioè l'abbiamo capito. Dalla prossima partita capiremo se i titolari, cosiddetti titolari, che stanno tornando in una condizione, diciamo, accettabile dopo infortuni o quant'altro, riescono a rientrare e quindi garantiscano un ritorno a un livello più alto. Da un punto di vista qualitativo, anche di conoscenza della Esatto. squadra. Poi se vogliamo obbligare il nostro allenatore a giocare più in maniera diversa, o anche durante la partita cambiare un po', secondo me è un qualcosa che non vedremo mai. Cioè, perché lui non ce l'ha nelle lui cose. Gioca così, ha questa impalcatura, ha portato il Lecco a essere terzo in classifica in questo modo e continuerà così. Sei d'accordo? E insomma non c'è però da fasciarsi ancora la testa nonostante il momento negativo. Beh, lo dicevamo prima, è il primo vero momento negativo, ci sono tutta una serie di concause che lo stanno generando. Vediamo, la cosa positiva sarebbe che man mano che rientrano i giocatori la situazione torni un po' alla normalità. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto Rinaldo, ma che conferma tra l'altro un po' anche quello che ha detto Albino, che Valente, quella roba, Valente è quella cosa lì. Sì. Cioè lui ormai ha battezzato il modulo e gioca così. Poi ogni tanto fa un po' i suoi magheggi del tipo... gente fuori ruolo. Sì, diciamo. Duca e Bonaitis, vabbè, però... diciamo in situazioni di emergenza ci sta anche. Quello che oggi però, diciamo, tra virgolette, mi porto di positivo è primo che si è rivisto Ferrini in campo e mi sembra che possa tornare in campo decisamente. Ho visto bene Nova, mi è piaciuto anche Pellegrino, tra l'altro di solito critico sempre tanto, anche tutti i ragazzi che sono entrati, tutti ci hanno messo bene del loro, quindi diciamo, certo, non sono delle seconde linee pari alle prime, quello no sicuramente, però diciamo che è tutta una nidiata di giocatori giovani che possono essere anche, tra virgolette, non so come dire, non bandiere, è un po' esagerato il termine, però anche Miale oggi per esempio non ha giocato, che potrebbero dare anche un po' quel compattamento, quello spirito che tante volte abbiamo ricordato, ad esempio, di 3 anni fa, quando ti compatti, quello spirito che poi porti avanti di stagione in stagione, così. Spero tanto in questa cosa. Poi ho intravisto Tanco, ad esempio, oggi mancava anche Tanco. Quindi secondo me oggi poi, diciamo, ci sono state disattenzioni, ma tutte secondo me proprio perché non penso neanche in settimana abbiano mai giocato con questa formazione, quindi direi tutto nuovo. Diciamo, siamo proprio nel momento di difficoltà, quando tutte le cose negative si sono addensate, il che diciamo che non è positivo, però non è che dici siamo in crisi perché, ecco, cioè stiamo vivendo quel periodo qua, ci sta, l'unico, cioè a depassanuttata, come dicono. Se noi siamo sempre lì, vuol dire che nessuno è così tanto meglio di noi. Vicenza fa un altro campionato. E forse
lo stiamo avendo questo periodo, diciamo così, di calo o di infortuni nel momento migliore, in un momento che ci va anche bene, nel momento migliore. Ragazzi, il campionato è questo, l'Alcione è quarto in classifica con 10 sconfitte. Sì. Cioè, no, siamo è il momento migliore per avere un momento di difficoltà. Esatto. E con questa massima ci salutiamo. Grazie Rinaldo Maglia. Grazie a voi. Grazie Stefano Menegatti. Ciao a tutti. Grazie a Fausto Riva in regia. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci ritroviamo mercoledì sera per raccontarvi la partita tra Giana Erminio e Lecco. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.